Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme fino alle 14:30 con il nostro telegiornale, con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e poi dalle 13:30 l'ormai consueto approfondimento in vista delle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 giugno. Anche oggi avremo un confronto tra candidati per quanto riguarda la città di Treviso. Ma cominciamo subito con la cronaca, perché anche quella di oggi è una giornata ricca di avvenimenti. Tra poco andremo a collegarci con la collega Luisa Bertini a Vicenza, dove si è verificato il crollo di una scala all'interno di un centro di cultura islamico e 5 persone sono rimaste ferite, ma poteva davvero essere una strage. E poi purtroppo ci sono gli incidenti stradali, incidenti che continuano a ripetersi sulle strade della nostra regione. Ieri vi abbiamo raccontato dell'anziano travolto e lasciato agonizzante sul ciglio della strada a Villorba da un camionista pirata che poi è fuggito. Ebbene, il camionista è stato individuato dai carabinieri, si tratta di un 60enne padovano. E poi ieri sera c'è stato un altro incidente molto grave accaduto in provincia di Treviso a Pederobba. Sentiamo. È stato rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio il presunto autore dell'investimento del 76enne avvenuto nel primo mattino a Villorba. Ore frenetiche di indagine hanno consentito di risalire all'uomo che si trovava alla guida di un camion di proprietà di una ditta del Padovano, dal quale, dopo il violento urto, si erano staccati dei pezzi di carrozzeria poi rinvenuti sul posto dai militari dell'Arma. Sono le 7 circa quando sulla strada Postioma un camionista di passaggio lancia l'allarme. Nel prato adiacente la carreggiata c'è un anziano verso a terra, arriva il suo M118 per prestare i primi soccorsi, il 76enne è grave e viene portato al Cafoncello. Contemporaneamente i carabinieri vogliono fare luce su quanto successo. I frammenti di veicolo trovati nelle vicinanze sono una solidissima base di partenza. Da qui l'attività di indagine che porta al camion della ditta padovana e al conducente, che risulta formalmente indagato per lesioni e omissioni di soccorso. Il quadro è in evoluzione, si tratta di capire se l'uomo si sia reso conto o meno dell'impatto. Quanto al 76enne resta gravissimo al Cafoncello, ma quella di ieri è stata l'ennesima giornata difficile sulle strade della Marca, dove nel tardo pomeriggio si è registrato un violento incidente frontale lungo la Feltrina Pederobba. 2 i feriti, di cui uno grave. Sarebbe stato il conducente di una Ford, per causa in corso di accertamento, a perdere il controllo del mezzo, invadere l'opposto senso di marcia e schiantarsi contro un'altra auto. Immediato l'intervento di soccorsi sul posto ambulanza e automedica da Crespano e una seconda ambulanza. Giunto anche lì di soccorso da Treviso e i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere contorte il 56enne automobilista portato a Treviso in elicottero. Al momento è in prognosi riservata. L'altro conducente coinvolto nello schianto non sarebbe in gravi condizioni. A procedere è stata la Polstrada. Ed è stato identificato anche uno degli autori dell'aggressione ai danni di padre e figlio avvenuto qualche sera fa a Sant'Andrea di Vittorio Veneto. I due avevano fatto segno ad un Audi che procedeva ad alta velocità di rallentare. I 2 soggetti a bordo, dopo essere tornati indietro, si erano scagliati contro l'uomo. Alle parole erano poi seguiti i fatti. Un pugno ha colpito in testa il figlio, che nel frattempo era corso a proteggere il padre. A sua volta è rimasto ferito alla coscia da un grosso sasso. I 2 sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi rispettivamente di 5 e 20 giorni. Immediate le indagini dei carabinieri, che sono risaliti ad un uomo straniero per cui si sta procedendo per lesioni gravi. Ed ora a Venezia, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 850 kg di cocaina nascosta nei condotti di areazione di una nave ferma in rada al largo del Lido. Immessa sul mercato avrebbe fruttato, pensate, 150 milioni di euro.
Quasi 10 quintali, 850 kg di cocaina suddivisi in 570 panetti sono stati sequestrati a bordo di un mercantile fermo in rada al largo del Lido di Venezia, provenienti dal Sud America. Questa mattina Venezia si è risvegliata con la notizia dell'ingente sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza, venuta alla luce solamente per le congratulazioni giunte ieri sera dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro Giorgetti. Un maxi sequestro per il quale la Procura veneziana ha voluto mantenere il massimo riservo. Le uniche dichiarazioni sull'operazione, infatti, derivata da un'indagine internazionale seguita dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, sono giunte solamente dalla politica locale e nazionale. Questa operazione dimostra l'efficacia di una grande azione di tutela, vigilanza e di repressione di alcuni reati. È evidente che vi sono delle circostanze tali che oggi il crimine, che è un crimine sempre più transnazionale, viaggia anche attraverso strumenti che probabilmente superano anche la nostra fantasia. La droga era destinata con tutta probabilità alla Sicilia, tra gli scali obbligati dell'imbarcazione. Questo maxi sequestro, tra l'altro, arriva dopo quello di lunedì eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha trovato 2000 kg di droga in acqua lungo il canale di Sicilia e che sul mercato avrebbero fruttato oltre 400 milioni di euro. L'attenzione della Guardia di Finanza sulla tematica del traffico di sostanze stupefacenti è sempre elevatissima. Elevatissima non soltanto perché la droga è una sostanza comunque nociva per l'essere umano, ma soprattutto e anche in considerazione degli elevati profitti che genera il traffico di sostanze stupefacenti, perché quindi va ad arricchire e potenziare le organizzazioni criminali che operano questa attività illegale. La cronaca ora ci porta a Vicenza, vedo che abbiamo in collegamento la collega Luisa Bertini per l'episodio verificatosi del quale vi parlavo in apertura di telegiornale, il crollo di una scala all'interno di un centro islamico, di una moschea che ha provocato 5 feriti gravi, ma poteva davvero essere una strage. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Vicenza, in via Vecchia Ferriera, davanti al Centro Culturale Islamico. Stamattina un incidente attorno alle 7, quando i musulmani, i fedeli, stavano celebrando il giorno dopo la fine del Ramadan. Si parla di centinaia di persone. Secondo le ricostruzioni sarebbe crollata una scala appunto sui fedeli in preghiera. Il bilancio sarebbe di 5 feriti lievi, un codice giallo. Come vedete alle mie spalle ancora sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco. Noi abbiamo sentito l'ingegner Rubello. Questa mattina intorno alle 7 è successo c'è stato un crollo parziale di una scala di tipo metallico, che sotto il peso delle persone che stavano transitando su questa scala ha avuto un cedimento nella parte centrale. In questo caso il cedimento ha fatto sì che ha coinvolto alcune persone che si trovano nella parte sottostante, e di cui 5 persone sono state portate alle cure da parte dei sanitari, sono state portate alle cure del pronto soccorso. Agli effetti risulta soltanto una persona in codice giallo, quella diciamo tra virgolette più grave, e poi le altre invece naturalmente hanno codici invece di livello inferiore. Il numero delle persone non è possibile stimarlo, nel senso che non lo so, però di fatto ecco, diciamo che c'era in corso una festa all'interno di questo centro comunitario, dove festeggiavano la fine il giorno dopo della fine del Ramadan. Ecco, come vedete sono ancora in corso i rilievi da parte dei vigili del fuoco, all'interno i tecnici del comune così come la polizia per eseguire i rilievi e ovviamente far luce sull'accaduto. Per il momento è tutto, da Vicenza restituisco la linea studio.
Grazie Luisa, buon lavoro. Naturalmente avete sentito, torneremo poi questa sera su questo fatto di cronaca accaduto a Vicenza. Ritorniamo nel veneziano per parlare di aste illegali. Sono state ritrovate via web 2 anfore della Magna Grecia rubate da scavi archeologici. L'indagine è stata condotta dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia. Erano finite ad un'asta illegale sul web dopo essere state rubate le 2 terracotte della Magna Grecia del IV secolo a.C., nere con figure rosse, caratteristiche dell'epoca di fabbricazione Apula, cioè riferita all'attuale regione Puglia, e riconsegnate alla soprintendenza stamane dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, che avevano fatto partire l'indagine, ancora in corso, proprio da qui, da Venezia, incrociando oggetti in vendita con la banca dati dell'Arma relativi alle opere d'arte sottratte. Indagine risalente al 2021, cioè in pieno lockdown, quando le aste si tenevano esclusivamente via web. E quindi incominciano a incuriosirci, verifichiamo i documenti, diciamo, attestanti la loro detenzione, tutti i vari passaggi di mano, come si suol dire, cioè di proprietà delle 2 ceramiche, e arriviamo a identificare i 2 soggetti che li detenevano. Complessivamente sono state deferite all'autorità giudiziaria 8 persone per ricettazione di beni culturali. I 2 reperti di particolare fattura, integrità e valore storico-artistico sono ora nelle mani della soprintendenza di Venezia. Si trattava di ceramica abbastanza di pregio, come potete immaginare, che veniva utilizzata come corredo funerario all'interno di sepolture, ovviamente di personaggi facoltosi. Finiti gli studi della sovrintendenza, le opere verranno esposte al pubblico in un museo cittadino. È un'operazione importantissima perché restituisce l'arte e la bellezza ai legittimi proprietari, ovvero alla collettività, e quindi la soddisfazione intanto, e poi l'auspicio che qui a Venezia possano trovare accoglimento. Ed ora andiamo a Mestre, vedo che abbiamo in collegamento Anna Maria Parisi per parlare di un tema del quale più volte vi abbiamo parlato appunto nel corso del nostro TG di Venezia, ed è quello relativo alle polemiche per la realizzazione della torre in viale San Marco. Ebbene, ieri sera il Consiglio Comunale di Venezia ha dato il via libera, ma i comitati annunciano battaglia. Li vedo appunto alle spalle di Anna Maria. Buongiorno intanto. Sì, buongiorno. Dicevi bene, ieri sera in Consiglio Comunale a Ca' Farsetti a Venezia è passato il progetto contestatissimo e tra le polemiche relativo alla torre appunto di Viale San Marco che dovrebbe essere costruita proprio qui alle nostre spalle, dove c'è questo verde, dove vediamo anche i cartelloni contro la torre, una torre alta 60 metri, un vero e proprio grattacielo, 17 i voti favorevoli, 12 quelli contrari, tantissimi tra la maggioranza i non presenti alla riunione di consiglio di ieri. Tra i presenti anche naturalmente i comitati contro che insomma annunciano battaglie. Se ieri i consiglieri di opposizione avevano iniziato con i Verdi Progressisti e con Bettine, con il gruppo 25 Aprile Terre Acqua, Gasparinetti, avevano iniziato la seduta manifestando un palese vizio di forma nel progetto, in quanto si sarebbe andati a votare un progetto finale e non quello iniziale presentato anni prima, cosa tra l'altro ammessa anche dalla stessa giunta intorno alle 17, comunque il progetto è passato. Annunciavano sempre i consiglieri di opposizione di ricorrere al TAR qualora non si fosse ammesso da parte della maggioranza questo vizio, che poi ripeto è stato ammesso, tuttavia il progetto è passato con questi 17 voti favorevoli. Contro questo progetto comunque le opposizioni non si arrendono e annunciano di ricorrere al TAR. Dunque vediamo i cartelli: no alla speculazione che uccide questi alberi, no alla torre.
Piero Francescon, com'è stato intanto il consiglio di ieri? Avete applaudito anche tra le polemiche? Oggettivamente c'era modo da applaudire perché si sono stati fatti alcuni interventi che erano in sintonia con il nostro pensiero, e il nostro pensiero è che usando la terminologia che usa il nostro sindaco Brugnaro sia uno schifo proprio quello che sta proponendo. Attenzione, perché poi Brugnaro l'ha proposto, l'ha detto nei confronti di altri colleghi giornalisti, ecco, adesso qua lui l'ha detto appunto molto volgarmente nei confronti dei giornalisti, noi lo stiamo dicendo nei confronti di un progetto urbanistico che è contrario a quanto Comune, Provincia, Regione, approvando il piano, i regolatori che sono in vigore oggi, avevano messo sulla carta quanto noi diciamo fosse una cosa seria e opportuna. Questo è un bene paesaggistico da preservare, questo villaggio, e loro mettono un vulnus evidente con una costruzione di 80 metri e un grande centro commerciale da 4.500 metri che nulla hanno a che vedere con questo impianto urbanistico e che lo stravolgono. Quindi se questo noi lo consideriamo uno schifo, penso possa essere considerato anche da molti altri, tranne chi ha interessi oggettivamente molto concreti, che sono i costruttori in primo luogo, perché da questo ricaveranno un investimento di alcune decine di milioni e quindi gli utili relativi. Ecco, Roberto Sambo, vediamo che c'è tanto verde alle nostre spalle con le inquadrature di Paola Barbato, un verde che nel progetto finale, quello che è passato, non corrisponderebbe poi nella realizzazione di una riqualificazione che non è una riqualificazione, è un costruire ex novo, non corrisponderebbe al progetto iniziale. Sì, esatto. Noi comunque ieri abbiamo assistito fino alla fine alla valutazione e l'approvazione di questa delibera e siamo stati fino quasi alle 8 passati. Terminato alle 21:30. Sì, quando hanno votato poi abbiamo assistito fino a quel momento lì, poi siamo usciti perché ormai la cosa non finisce qui, chiaramente, è solo l'inizio perché la storia continuerà in altre sedi. Sì, esatto, la storia continuerà in sede giudiziale, poi tra l'altro c'è un altro rappresentante del comitato venga qui Carlo Coccato. Carlo Coccato, ecco, lei è anche... Io sono residente, potrei anche buttarla sul comico, uno di quelli che si è da poco installato i pannelli solari, che saranno oscurati per buona parte del tempo di questo attore, ma la cosa più grave è che ci vogliono convincersi che per risanare un terreno che ha solo bisogno di essere decontaminato e si può fare, verrà fra virgolette risanato con un inquinamento di cui non si potrà più porre rimedio, perché un palazzone, chiamiamolo così, significa auto che vanno che vengono, senza pensare ai 3-4 anni di tempo, camion, eccetera, eccetera. Un supermercato, un centro commerciale, li vediamo tutti, traffico, che qua dà fastidio a volte, Amazon che porta Vabbè, quindi insomma, certo, sì, quindi sono tante sono tante le condizioni di vita che non verrebbero migliorate, diceva, quindi non ci sarebbe una riqualificazione, hai capito Marta, ma un peggioramento dello stato delle cose. Oltretutto questo torre, che è un grattacielo di fatto, vedrebbe anche degli appartamenti di super lusso con l'attico, quello presente all'ultimo piano, che sembra, secondo atto di vendita, verrebbe già messa in vendita sulla carta ben 800.000 euro. Qui in mezzo a tanti altri palazzoni dove ci sono comunque tante case comunali, case Atera. Realizzate dall'Ater negli anni 50 e 60 e che sono dignitose, non hanno quelle caratteristiche. Quindi è proprio fuori luogo da tutti i punti di vista. Il sindaco dice che ci porta bella gente, sottintendendo che noi non siamo bella gente. Noi pensiamo che lui si stia esprimendo in questo, ma si sia espresso anche in altri momenti con una terminologia che non lo può qualificare tra la bella gente. Però noi
accettiamo anche gli insulti. Le provocazioni. Le provocazioni. Ecco, Piero, per concludere il collegamento, pronti a grande mobilitazione, tutti voi del Comitato Contro, sostenuti anche dall'opposizione in Consiglio Comunale. Anche da gente di Venezia. C'è stato un appoggio anche dalle persone di Venezia che cercano di sostenere, oltre ai loro problemi, anche i nostri. Cerchiamo di unirci in queste storie che coinvolgono un po' tutti. Sì, è vero, grazie per avermelo ricordato, perché poi ieri nella realizzazione delle interviste abbiamo avuto molti veneziani che ci tenevano a sottolineare questo fatto, Marta, che molti veneziani verranno qui in terraferma a sostenere le motivazioni dei residenti del Viale San Marco, che poi sono quelle di tutta Mestre. Perché molti che abitano qui sono ex veneziani che sono venuti qui. Spiacente per il sindaco, ma qua si troverà un quartiere abitato da bella gente che non se la mette via, che non un conto è se piove, pazienza, ma le cose pianificate a nostro danno qua la gente non se la mette via. Comunque è un fatto che il progetto così com'è è passato, adesso poi si ricorrerà al TAR, da quanto ho capito. Già gli avvocati che sono attivati al riguardo. Rapidamente appunto provvederemo Dobbiamo chiudere. Prossima mobilitazione quando ci sarà? Sentivo parlare di catene umane. No, noi già sabato siamo in piazza che continuiamo a distribuire materiali per informare la popolazione a Mestre. E poi il 25 aprile? Abbiamo in programma anche un spettacolo di burattini già improntato, ve ne daremo informazione quando Devo chiudere. 25 aprile cosa farete? Ci sarà una catena umana? No, siamo sempre nel viale come tutti i 25 aprile, sensibilizziamo la gente perché c'è molto passaggio e continuiamo con la nostra lotta. Mobilitazione continua contro la torre di Viale San Marco a Mestre. La linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi e ai tuoi ospiti per questo collegamento. La cronaca ora ci porta a Belluno, dove un violento incendio è scoppiato in un appartamento, seguito poi da un'esplosione, ha portato anche al ferimento di un vigile del fuoco, ma ci aggiorna al telefono da Belluno Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Marta, sì, sembra quasi una maledizione quella degli incendi che stanno interessando palazzine in provincia di Belluno, perché questo è il quarto incendio, diciamo, di una certa rilevanza in poco meno di una settimana. Ricorderete una settimana fa lo scoppio in una palazzina a Feltre con 12 persone evacuate, e una persona, cioè il proprietario di quell'appartamento, che è ancora ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova, fortunatamente non in pericolo di vita. In questa occasione si è trattato di un incendio, pare per il surriscaldamento di una canna fumaria a Bolzano Bellunese, che è un quartiere del capoluogo. È accaduto attorno alla mezzanotte di oggi, c'è stata un'esplosione un'ora circa dopo l'evento ed è rimasto ferito lievemente un vigile del fuoco che è stato investito dall'onda d'urto. Questo vigile del fuoco è stato medicato al pronto soccorso, dove è stato trattenuto per accertamenti, però fortunatamente è stato anche dimesso. L'abitazione è un'abitazione di 3 piani, vi abbiamo girato le fotografie che ci ha inviato l'ufficio stampa dei vigili del fuoco, e danno il senso di questo nuovo grave episodio che ha richiamato in zona questa notte. I pompieri sono arrivati non solo da Belluno, ma anche i volontari di Longarone hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio dell'appartamento ai piani superiori, e sono in corso evidentemente in questo momento le operazioni dei vigili del fuoco, non solo per accertare con millimetrica precisione le cause di questo incendio e poi dell'esplosione, ma anche per le operazioni cosiddette di smassamento. Queste persone, le 3 famiglie, diciamo 15 persone in totale, sono state hanno dovuto lasciare la propria abitazione per precauzione, e per precauzione è uscita anche dalla propria casa una famiglia di una casetta che è adiacente allo stabile, poi è stata fatta interessare. Il fuoco ha distrutto l'ultimo piano di questa palazzina, gli altri appartamenti non sono fruibili in questo momento
non sono idonei, non possono essere abitati a causa dell'acqua che è stata utilizzata per lo spegnimento. Questo è quello che è accaduto questa notte, ve lo ricordo, a Bolzano Bellunese, che è una frazione del capoluogo. Dal centro di Belluno la si raggiunge in poco meno di un quarto d'ora. Marta. Grazie Tiziana, buon lavoro naturalmente anche a te della redazione di Belluno, grazie mille. Noi ora andiamo a Treviso, ritorniamo anzi a Treviso, perché si è collegata Anna De Roberto da Piazza delle Istituzioni per la mobilitazione regionale in corso appunto a Treviso dei lavoratori del settore legno arredo. Anna, buongiorno. Eccoci, buongiorno da Piazza delle Istituzioni in diretta con il grido di dolore dei lavoratori del Regno, proprio mentre in questo momento si sta tenendo il Salone del Mobile tra lustri e tanti turisti che stanno arrivando. C'è una categoria che continua a chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Oggi lo sciopero, ieri la protesta. Le motivazioni sono tante, sostanzialmente il costo della vita e l'inflazione non sono stati adeguati ai loro stipendi, per cui mentre la vita costa 135 euro di media in più al mese, a loro è stato riconosciuto un aumento davvero di pochi euro. Il vostro grido di dolore da Piazza delle Istituzioni, che cosa farete adesso? Noi chiediamo a Federlegno di sedersi al tavolo immediatamente, il contratto va rinnovato, se lo meritano i lavoratori, se lo meritano questa piazza, ed è giusto che sia così. L'incremento dell'ippica è non depurata dai beni energetici e l'incremento del salario reale, non chiediamo niente di diverso. Poi c'è tutta un'altra fetta, ma questo solo stiamo chiedendo per dei lavoratori e delle maestranze che se lo meritano, perché se quel salone è così prestigioso dovrebbero ringraziarli e se ne sono pure dimenticati. Allora, tra l'altro è una piazza davvero gremita. Sono qui con i segretari nazionali, il grido di dolore che parte dalla piazza di Treviso in un momento in cui tra l'altro il settore del legno sta volando, sta facendo dei fatturati enormi, eppure a voi lavoratori non è riconosciuto nulla. Ha ragione, è un errore gravissimo che sta facendo Federlegno, il fatturato delle aziende è alle stelle, gli utili delle aziende sono alle stelle e lo sono state anche durante la pandemia. Quando queste persone lavoravano nonostante la pandemia, le aziende hanno guadagnato tantissimo. Ora che è il momento di riconoscere a queste persone un'eccezionalità, che è quella dell'aumento del costo della vita enorme che abbiamo avuto nel 2022, queste aziende stanno scappando ed è un atteggiamento assolutamente irresponsabile. Noi li richiamiamo alla responsabilità, devono fare il contratto con noi perché questi lavoratori se lo meritano e devono avere gli aumenti retributivi. Vedete che alle mie spalle ci sono le bandiere di tutte e tre le sigle sindacali, sono uniti più che mai in questa battaglia. Hanno dichiarato una sorta di guerra anche, no, a Federlegno e al governo. Se non vi dovessero ascoltare, che cosa siete disposti a fare? Fino a dove siete disposti ad arrivare? Ma noi siamo disposti ad andare avanti finché Federlegno non si siederà al tavolo e rivedrà le proprie posizioni. Anche perché secondo noi la posizione di Federlegno è molto ideologica. Si ha paura in questo momento di affrontare il tema che è il tema. I salari non sono adeguati al costo della vita, la gente non ce la fa più e mi permetta di dire che se il paese che vogliamo è il paese che ci consegna l'Europa del futuro, di un futuro sempre più attento alle tecnologie, a volare nei settori dove i profitti ci sono, e questo è uno di quei settori dove gli investimenti, gli imprenditori li hanno fatti, ma il lavoro lo deve fare chi c'è sul posto di lavoro. Noi dobbiamo attrarre giovani, ma come li attraiamo se poi le condizioni salariali sono quelle? Diventa difficile. E pensiamo anche un'altra cosa, guardi, noi siamo abituati a rispettare le regole, non abbiamo mai preso il pallone e non siamo mai scappati in tribuna. È veramente assurdo vedere delle posizioni che ci hanno sostanzialmente detto noi prendiamo il pallone e andiamo in tribuna, perché oggi quelle condizioni ci consentono di darvi dei soldini su redditi che abbiamo fatto. E mi permetto anche di dire che non è una battaglia solo del settore, non è una battaglia solo
che finisce qua oggi, perché anche a livello confederale abbiamo aperto una discussione, perché la tutela dei salari passa anche per la sanità, per le pensioni, per un fisco ingiusto, dove i lavoratori oggi e i pensionati stanno pagando per altre categorie a cui le pensioni, il fisco è stato tagliato. Non è corretto, le disuguaglianze vanno colmate. Una battaglia di dignità per restituire dignità al lavoro di tutti questi lavoratori, sono davvero a centinaia alle mie spalle, una protesta che è andata avanti per tutta la mattina da Piazza delle Istituzioni, Treviso, il cuore, il centro della protesta. Io restituisco la linea allo studio. Grazie a Anna De Roberto per questo collegamento ai suoi ospiti. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta con altra cronaca dal Veneto. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali con la cronaca. Ritorniamo a Treviso, vedo che abbiamo collegato il collega Christian Arboit per i dettagli di un'operazione di contrasto al caporalato che è stata portata a termine dalla Polizia di Stato, nello specifico dalla squadra mobile della Questura di Treviso. Buongiorno Christian. Buongiorno Marta, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Esatto, un'operazione di caporalato, si torna a parlare di caporalato nella Marca trevigiana con un episodio, anzi una serie di episodi particolarmente gravi. Sono scattate di fatto le manette ai polsi di due imprenditori cinesi cinquantenni che si trovano ora agli arresti domiciliari sottoposti anche alla misura del braccialetto elettronico, con tanto di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Di fatto non parliamo solo di manodopera in nero, ma per l'appunto caporalato, sfruttamento, uno sfruttamento strutturale della manodopera di decine di operai, soprattutto stranieri cinesi e non solo, circa una cinquantina di persone su 4 aziende dislocate prevalentemente nel territorio comunale di Villorba, delle aziende che erano dei veri e propri lager, come puoi ben vedere, turni massacranti di 12 ore al giorno, anche di più, nessun festivo, nessun riposo, ma soprattutto 0 euro o poco più, perché molti di questi poi alla fine non venivano nemmeno retribuiti, se non con 40-50 euro una tantum, quindi veramente una riduzione quasi in schiavitù di questi soggetti. È stata un'indagine particolarmente articolata questa della Polizia di Stato, delle squadre mobili, della squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto, anche con la cooperazione, con la collaborazione dello Spisal, dei Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato tra l'altro delle gravissime irregolarità strutturali, soprattutto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, uscite di emergenza, corsi di sicurezza nemmeno a parlarne, insomma degli episodi gravissimi. La notizia è stata diffusa per l'appunto poco fa dalla squadra mobile, dalla Polizia di Stato. I due soggetti si trovano indagati formalmente, te lo leggo, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, assoggettamento delle maestranze a vita lavorativa completamente stabilita dal datore di lavoro senza il riconoscimento dei più basilari diritti del lavoratore, e l'approfittamento, questo va sottolineato, dello stato di bisogno. Si approfittava del fatto che questi erano stranieri che erano in qualche modo disperati, si trovavano in uno stato per l'appunto di bisogno, mancavano proprio delle condizioni di vita essenziale, come mangiare, trovare un luogo dove dormire e altro. Tra l'altro, e concludo Marta, è stato trovato anche un alloggio dove questi soggetti vivevano in condizioni gravemente degradanti, quindi senza riscaldamento,
con acqua potabile sì e no, insomma una situazione veramente infernale. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti nel corso di questa prima edizione ti chiederò nuovamente la linea. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea, Marta. Grazie a Christian Arboit per questi aggiornamenti appunto su questa notizia di cronaca che ci arriva da Treviso. Noi ora ci spostiamo a Padova, dove all'indomani delle posizioni dell'archiviazione delle posizioni nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio Euganeo parlano il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore Diego Bonavina. Assolutamente mi auguro che andiamo avanti velocemente anche con la curva che è stata ferma per un po' di tempo e spero che questo aiuti a far sì che vengano velocizzati tutti i lavori dello stadio. Lo sguardo ora è al futuro, alla ripresa dei lavori della curva sud dello stadio Euganeo, ma non nasconde il sollievo Sergio Giordani all'indomani della notizia dell'archiviazione della sua posizione e di quella dell'assessore allo sport Diego Bonavina, accusati di concussione nell'inchiesta sui cantieri dell'opera. Sono ovviamente soddisfatto. Ero anche tranquillo, devo dire, nel tempo, però insomma, è giusto che la magistratura indaghi perché così siamo tutti più tranquilli. Quando uno dispone di risorse pubbliche è giusto che sia controllato, per cui ringrazio anche della celerità con cui hai svolto l'indagine. È stata piena collaborazione da parte mia, da parte di tutta la struttura. Il sindaco e l'assessore erano stati accusati di aver messo pressione per far finire i lavori in vista della campagna elettorale della scorsa primavera, ma il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse proposte dal pubblico ministero. Felice anche l'assessore Bonavina, che dice di essersi tolto un grosso fardello. Rimane il fatto che c'è un cantiere, c'è un'opera pubblica che è ferma e quindi la mia preoccupazione è tale quale quella di 6 mesi fa. E adesso però magari c'è anche un'altra testa per potercela mettere dentro e l'auspicio è quello che si riprenda a lavorare, che si riprenda e si prosegua su una strada che, voglio ricordarlo, è stata interrotta a pochi giorni dalla conclusione. Il cantiere della curva sud è fermo da novembre del 2022, ad inizio febbraio era stato dissequestrato. Per riprendere i lavori servirà un nuovo bando, ma l'assessore Bonavina questa volta preferisce non dare una data precisa. L'esperienza ormai mi dice che i tempi non dovete più chiedermeli perché quelli mi hanno fregato. Onestamente adesso vi posso assicurare che abbiamo tutti i tecnici comunali del settore degli impianti sportivi che stanno lavorando su questo. Stanno lavorando sullo stadio Euganeo, stiamo andando avanti con lo stato di consistenza, vogliamo assolutamente portare avanti quest'opera e l'auspicio è che insomma quanto prima si possa ripartire. Ecco, restiamo a Padova, andiamo dalla collega che vedo ora collegata, Chiara Gaiani, per parlare di sicurezza, perché questa mattina è stato siglato un importante accordo, no, per la sicurezza a Padova. Che cosa è successo, Chiara? Marta, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nell'androne della prefettura, il protocollo è stato siglato proprio in questi minuti. Da una parte la prefettura con le forze dell'ordine e la questura a coordinare il tavolo, dall'altro i rappresentanti degli istituti di vigilanza della provincia di Padova. Il protocollo si chiama 1000 occhi sulle città, sono gli occhi che verranno aggiunti al controllo del territorio dapprima sul comune di Padova come periodo di prova, come esperimento, poi in tutta la provincia di Padova. Un protocollo per la verità che non è nuovo, nel senso che è già stato firmato anche in altre zone d'Italia, ma qui a Padova si aggiunge, questo sì per la prima volta, una novità, ovvero una app che sarà installata nei telefonini delle guardie di servizio degli istituti di vigilanza, che saranno immediatamente individuabili da parte della centrale operativa delle forze dell'ordine. Come ti dicevo, dapprima si parte dalla città di Padova,
Padova, infatti c'era anche l'assessore alla sicurezza della città, quindi il coordinamento sarà tra la centrale operativa della questura e le varie auto dislocate nel territorio della città di Padova, per poi arrivare al controllo di tutta la provincia. Un servizio molto importante, ha sottolineato il questore Antonio Sbordone, perché sono numerose le telefonate che arrivano al 112 e al 313, alla fine si tratta di falsi allarmi, un lavoro che quindi potrà sgravare le forze dell'ordine. Le guardie giurate saranno formate perché, ricordiamo, non svolgono servizio pubblico ma è una funzione privata, quindi sapranno esattamente quali sono i limiti che non possono oltrepassare, quali sono i servizi che devono fare. Si tratta però davvero di un passo in avanti, perché il controllo del territorio vedrà molte più auto dislocate e pronte a osservare come cittadini attenti. Ecco, Marta, non so se tu hai altre domande, se no da Padova ringrazio Cristian Roccaiende per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie mille Chiara, grazie a te e a Cristian per questo collegamento, buon lavoro. Noi rimaniamo nel Padovano perché dopo l'esplosione all'osteria Cacio e Pepe di Abano Terme continuano le indagini dei carabinieri, ci sono delle novità, sentiamo. Indagano a 360 gradi carabinieri di Abano Terme per far luce su quella che poteva essere una vera e propria tragedia, l'esplosione dell'osteria Cacio e Pepe avvenuta mercoledì intorno alle 8:30. Nessuno è rimasto ferito, contusa solo una donna che stava per entrare nel locale. Ingenti sono invece i danni alla struttura, dove sono esplosi tutti i vetri ed è crollato anche un muro. Come testimoni sono stati interrogati i dipendenti del locale, 7 le famiglie che vivono grazie al lavoro dell'osteria. Dopo i dipendenti potrebbero essere sentiti anche i residenti della zona. Sono 16 gli appartamenti che si trovano nel condominio dell'osteria, 3 quelli sopra il locale. Nessuno ha subito danni e tutti i residenti sono potuti rientrare a casa. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco è stato anche liberato l'accesso al garage sotterraneo. Sotto sequestro resta il locale. I danni, secondo una prima stima, si aggirano sui 50.000 euro, ma la chiusura potrebbe aggirarsi sui 2 mesi e prima dovranno essere compiuti tutti gli accertamenti necessari. Gli inquirenti stanno anche passando a setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Di sicuro l'esplosione è stata causata da una fuga di gas, incriminato una bombola. Resta da capire se si tratti o meno di un incidente. E torniamo ora sul colpo messo a segno l'altra notte a Loro Catena di Bassano, forse dalla stessa banda che 3 mesi fa prese di mira un'altra azienda di preziosi a Romano d'Ezzelino. Ha destato molta preoccupazione in tutto il mondo dell'imprenditoria Orafa il colpo a Loro Catena di Via Maggio, una laterale di Via Cabaroncello a Bassano. Un furto pianificato nei minimi particolari e che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato messo a segno dalla stessa banda che ha assaltato a fine gennaio la ditta Livior di Romano d'Ezzelino. In quell'occasione i malviventi bloccarono le 4 strade d'accesso all'azienda di lavorazione d'argento, tagliarono la recinzione e scardinarono una finestra per poi calarsi all'interno dell'area di produzione. Qui, ricorderete, dopo aver segato le sbarre della grata di sicurezza, riuscirono a rubare almeno un quintale d'argento per un valore di oltre 200.000 euro. Anche in quel caso ladri esperti, velocissimi, agirono in poco più di 10 minuti. Un piano su cui lavoravano con ogni probabilità da mesi e senza dubbio anche a Loro Catena avevano pronto ogni dettaglio. Hanno prima rubato 5 mezzi dal vicino magazzino comunale e da un'auto officina. Hanno bloccato, come la volta precedente, l'accesso alla strada con le auto trafugate e usato uno dei furgoni per sfondare il cancello d'ingresso della ditta. Una volta dentro hanno puntato direttamente alla cassaforte che hanno fatto saltare con delle bombole di acetilene. Via oro, preziosi, semilavorati per oltre $500.000 euro. Sono quindi scappati a piedi, un lavoro portato a termine in una manciata di minuti, tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La notizia, dicevamo, si è diffusa rapidamente, soprattutto tra i titolari di ditte di preziosi, oro, argento, vittime dei predoni che paiono incuranti di tutte le accortezze prese per tutelare e proteggere le loro aziende. Ecco, come abbiamo sentito nel servizio, la banda che ha assaltato l'azienda Oro Catena potrebbe essere la stessa che ha agito alla Livior di Romano d'Ezzelino 2 mesi fa, e ovviamente sta crescendo la preoccupazione tra gli imprenditori del settore.
Prima la Livior con un tentativo di furto a giugno dell'anno scorso e poi il colpo messo a segno a gennaio. Anche in quel caso strade bloccate con macchine e furgoni e malviventi esperti capaci di agire in pochissimi minuti e di sparire con il bottino prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La notte scorsa, con modalità del tutto analoghe, l'assalto all'azienda Oro Catena di Bassano. Sicuramente c'è preoccupazione perché il modus operandi è lo stesso e quindi evidentemente è una banda che opera nel territorio. Questo ci riporta agli anni 2000 o anche prima, quando c'era la banda di Feliceto Maniero che operava rapine in un susseguirsi continuo alle aziende Orafe. Andrea Fabian, amministratore di Oro Catena, si fa portavoce delle preoccupazioni delle aziende del territorio, in veste anche del suo incarico di vicepresidente di Confapi Vicenza. Come imprenditori di aziende Orafe e anche probabilmente anche di altri settori, speriamo che le forze dell'ordine riescano ad acciuffare questi malviventi. Siete preoccupati? Siamo preoccupati, sì, certo, perché le difficoltà in questo periodo sono molte, quindi dobbiamo già affrontare queste come imprenditori, affrontare il mercato, affrontare tutto quello che c'è stato anche post-Covid. Quindi anche dover subire questi attacchi e queste problematiche è un surplus non indifferente. Ecco, allora, vedo che abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite, Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Famiglie. Lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno. 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 Scusate per il collegamento. Ecco, allora, il tema sicuramente è di grandissima attualità e lo è ancora di più in questi giorni. I dati, ed è quello appunto della denatalità, no? I dati forniti dall'Istat parlano chiaro, insomma la situazione sta diventando davvero sempre più preoccupante nel nostro paese e ancor più nel nostro territorio, nella regione del Veneto, dove ogni anno insomma, che passa si perdono 1000 nuovi bimbi nati in meno. Dal vostro osservatorio, diciamo, che cosa state notando? Sì, sono dei dati questi che noi confermiamo con l'Osservatorio Veneto Natalità e Famiglia che abbiamo istituito presso il Centro della Famiglia. Abbiamo proprio questo tipo di elemento che emerge. Il fenomeno della denatalità è un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale e tutta l'Italia, in particolare però ci sono delle zone con maggiori complessità. Nel nostro territorio che sta vivendo questo andamento abbiamo la zona pedemontana che è particolarmente segnata da questo travaglio. Abbiamo comuni che nel giro degli ultimi 20 anni hanno perso il 60% dei bambini e questo segna il destino produttivo di ricchezza, di prospettiva e di solidarietà e di vivibilità dei territori. Ecco, quindi insomma sono dei dati davvero molto preoccupanti anche per tutte le conseguenze poi che questo ha sulla società intera. Abbiamo sentito l'altro giorno l'allarme del presidente nazionale dell'INPS, no? Ma poi è l'intero futuro della società, no? Che viene a vacillare se mancano i nuovi nati, se mancano i bambini. Per questo si stanno anche avanzando da parte della politica molte proposte per cercare in qualche modo di incentivare la natalità. Indiscrezioni di stampa parlano in queste ore di una proposta del ministro Giorgetti di far pagare meno tasse a chi fa almeno 2 figli, altri dicono di incrementare le detrazioni. Diciamo, secondo voi sono delle soluzioni che possono in qualche modo servire o non è con i soldi che si riesce a risolvere questo? Sì, in questi giorni si fa un gran parlare di politiche per la natalità e a volte anche a sproposito, a volte anche portandole dentro un campo di scontro ideologico tra le parti.
Ecco, bisogna prima di tutto tenere fuori la dinamica della ideologia e dello scontro tra le parti su queste questioni, quella della denatalità, perché appunto, come diceva lei, è strutturale per il benessere del presente e del futuro del Paese, in termini di economia, di welfare, di salute, di pensioni, ma anche di solitudine dei nostri anziani e di vivibilità dei territori. Per far questo ci sono diverse strade da percorrere, non dobbiamo scoprire l'acqua calda, ma dobbiamo attivare percorsi che altri territori europei hanno messo in campo. Indubbiamente le due ipotesi sono per ora solo delle voci di corridoio che avranno bisogno di avere una maggior formalizzazione e soprattutto un riferimento alla loro sostenibilità, paiono essere interessanti. Ricordo però che anche ieri abbiamo realizzato a Roma un convegno in INPS per il primo anno di andamento dell'assegno unico. Ecco, lì c'è un campo che è già esplorato in parte, è uno strumento che deve essere potenziato nelle misure, deve essere portato a nostro parere vicino ai modelli tedeschi e francesi, anzi oltre i 200 euro a figlio, con una misura che non sia collegata ai livelli di ISEE. Noi proporremmo l'eliminazione dell'ISEE, perché appunto non si tratta di una politica di lotta alla povertà, ma di sostegno ai nuovi nati, e questo è un passaggio importante. Un assegno unico che funzioni meglio, sia più ricco, sia più semplice. Dall'altro lato siamo dentro il percorso di una riforma fiscale, il DDL Fisco è uscito da circa 15 giorni, dentro questo ci sono diverse possibilità, andremo anche a capire meglio cosa hanno proposto Bitonci e Giorgetti. Indubbiamente un fisco a misura di famiglia ce lo chiede la Costituzione e ancora oggi non c'è, quindi abbiamo un fisco che aspetta nella versione orientata ai cittadini e alle famiglie una maggiore equità verso le famiglie, e poi trovare una premialità per incidere sulla natalità può essere una via giusta, soprattutto se si lavora dal secondo figlio in poi, è quello che ci permette di raggiungere il tasso di sostituzione. Ecco, sicuramente quindi delle politiche di sostegno economico alle famiglie hanno una loro importanza, però ci sono anche tanti altri aspetti, no, che rientrano in questo. Pensiamo alle politiche per il welfare, al sostegno alle donne che lavorano, ad una questione anche culturale, perché come mai in altri paesi europei si continuano a fare figli, se ne fanno anche parecchi, e in Italia siamo in una situazione di questo tipo? Questa è una domanda che trovo molto appropriata e viene fatta insomma da una giornalista che ha approfondito il tema, mi pare di capire, perché le politiche per la natalità non sono politiche di settore, non si risolvono con due risorse o con due interventi, ma sono politiche di sistema, organiche e di lungo periodo. Se dovessimo dire di 5 macro settori sui quali intervenire, potrei elencarli così: l'assegno unico e quindi i trasferimenti economici è uno, il sistema fiscale è un secondo, poi c'è il tema della capacitazione di soggetti strategici, che è l'aspetto del mondo femminile e del mondo giovanile. In sostanza dobbiamo mettere in condizioni le donne di poter accedere maggiormente al mercato del lavoro, perché perdiamo molto a avere un gap un differenziale rispetto agli altri paesi sull'occupazione femminile in termini di qualità e risorse che possono portare le donne, in termini di competenze, ma anche in termini di dignità e rispetto delle pari opportunità e di natalità, perché tutti i paesi occidentali con significativi tassi di natalità hanno dei coerenti impegni in termini di lavoro femminile. Dall'altro lato serve perché si possa lavorare su un altro settore strategico, è quello dei giovani, cioè anticipare la possibilità dei giovani di essere protagonisti delle loro vite e quindi anticipare i progetti, il momento in cui possono progettare, avere un lavoro stabile, una proiezione di vita, delle scelte relazionali e anche gli aspetti generativi. Per far questo cosa serve però? Serve servizi territoriali adeguati che possano sostenere le famiglie, in particolare servizi per la prima infanzia e servizi per quelle famiglie che devono anche occuparsi dei loro anziani e dei loro fragili. Da ultimo serve una politica che renda le famiglie una risorsa del paese e non sempre l'ultimo oggetto su cui cadono le scelte di altri, quindi un approccio culturale.
Certo, c'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto penso nel mondo del lavoro femminile, sia per quanto riguarda le retribuzioni, sia per quanto riguarda proprio le opportunità, no, che vengono date alle donne in maniera tale da non metterle di fronte al purtroppo il dilemma di scegliere se avere dei figli o se continuare a lavorare o se essere costrette magari appunto a scegliere un part-time perché non si riesce a conciliare vita e vita familiare, insomma. E ecco, abbiamo perso Bordignon, evidentemente è caduta la linea. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Fatemi sapere qualcosa dalla regia. No, evidentemente la linea ballerina ci ha abbandonato in questo momento. Mi dispiace perché era un tema davvero di grande attualità, ma anche di grande interesse questo. Vediamo se si riesce a ripristinare il collegamento con Bordignon. Nel frattempo possiamo vedere un servizio di cronaca che è arrivato proprio ora da parte della nostra redazione di Padova relativo alle indagini da parte della Guardia di Finanza, indagini che hanno coinvolto anche 2 imprenditori padovani tra gli 87 indagati a Reggio Emilia per una maxi frode da 30 milioni di euro. 86 e 79 anni, i vertici di una delle più note aziende di trasporto della città, la Finesso, sono i 2 imprenditori padovani che figurano tra gli 87 indagati in un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia che ha portato alla scoperta di una frode fiscale da 30 milioni di euro e al sequestro di beni per oltre 11 milioni di euro. Dopo aver scoperto un colossale giro di fatture false, i militari delle Fiamme Gialle hanno continuato a indagare portando alla luce quelli che sarebbero i beneficiari di queste operazioni, aziende e imprenditori che avrebbero messo a bilancio spese mai sostenute con l'obiettivo di abbattere gli utili. Ricostruendo la trama si è risaliti anche all'azienda padovana che avrebbe avuto contatti con il sodalizio specializzato nel mettere a disposizione delle aziende servizi finanziari considerati illegali. Ieri sera l'ultimo consiglio comunale di Treviso prima dello scioglimento appunto del consiglio in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi. È stato anche il momento dell'addio alla politica di Giancarlo Gentilini, premiato con la fascia tricolore, ed è stato un momento anche di commozione. Sentiamo le sue parole. Aspettava questo tributo, sindaco per sempre? Non lo meritavo, non l'ho meritato, ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. Ma voglio dire, caro sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto a un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che ho rinunciato a partecipare a questa nuova tornata elettorale perché dipende esclusivamente dalla mia età. Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra, a disposizione del mio popolo, perché anche oggi la gente mi vuole sentire, perché ha sentito che sono un punto di riferimento per la città. Ma vedi, tutte le cose belle finiscono. E io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione
del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. E ora questa rivoluzione deve portarla avanti il nuovo sindaco, i nuovi consiglieri, perché la gente si aspetta che quel grande passaggio del 94 continui attraverso i nuovi. Perché ricordatevi che a me interessa una cosa: dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. Ecco, io voglio fare un augurio al nuovo sindaco e ai nuovi consiglieri di portare avanti gli ideali, i principi, gli insegnamenti dei nostri avi e di tenere particolarmente a cuore i giovani. Dovete trasmettere la carica vitale nei giovani, perché sono il nostro patrimonio, sono la nostra miniera d'oro, e ora dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. Caro Sindaco Mario, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Ti auguro di essere ancora nuovo sindaco e di ricordare ogni tanto questa amministrazione e questi miei grandi amici, perché è molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. Ecco, allora avete visto le parole ieri sera in Consiglio Comunale di Giancarlo Gentilini, che ha concluso insomma, la sua esperienza politica, ha salutato il Consiglio in quest'ultima seduta perché appunto non si ricandiderà più per le prossime elezioni. Noi ora cambiamo argomento, parliamo di turismo e parliamo di spiagge. Saluto quindi i miei prossimi ospiti, ringrazio per essere qui con me in studio Alessandro Berton, presidente di Union Mare, buongiorno e grazie a lei per essere con noi, e in collegamento abbiamo Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Buongiorno Schiavon, grazie anche a lei per essere con noi. Partirei subito con lei, Schiavon, per un flash, perché insomma venerdì ormai pomeriggio quasi in tanti sono con la valigia pronta per partire per questo lungo ponte del 25 aprile, poi ci sarà anche quello del 1° maggio. Diciamo il tempo di queste ultime ore non è proprio dei più favorevoli, con questo colpo di coda insomma del freddo, però diciamo il desiderio di viaggiare evidentemente sta superando quelle che sono le insidie meteorologiche. Sì, buongiorno intanto, e approfitto anche per salutare l'amico Berton presente in studio. Abbiamo da poco ricevuto i dati anche dalla nostra federazione nazionale che ci confermano un trend positivo. Abbiamo circa 17 milioni di italiani in vacanza, di cui 9 milioni saranno circa che si muoveranno per questo primo ponte del 25 aprile e quasi 8 milioni e 99 mila per il ponte del 1° maggio. È chiaro che anche questo flusso in Veneto, nella nostra regione, avrà dei numeri estremamente interessanti. Stiamo registrando delle percentuali in veloce evoluzione. Chiaramente molti stanno alla finestra ad attendere le ultime ore per vedere quelle che saranno le evoluzioni del meteo.
Ad oggi noi registriamo dei cluster, cioè delle aree particolarmente, diciamo, in vantaggio su quelle che sono le centrali di occupazioni che riguardano le città d'arte e le terme, che sono quelle un po' meno sensibili e vincolate, diciamo, dagli aspetti delle variazioni del meteo. Però anche le coste, la costa veneta, che vede aprire in questo momento circa 220-240 alberghi già pronti e operativi, e che con il 1° maggio sono numeri che si alzeranno in maniera significativa per arrivare quasi a coprire le 800 strutture che noi abbiamo su tutta la costa veneta, stanno piano piano aprendo i battenti e quindi predisponendo i loro servizi e rendersi operativi già con questi giorni, dei primi giorni, diciamo, del ponte del 25 aprile a seguire dal 1° maggio. Quindi, scusate, posso dirle un trend generalmente positivo, che ci fa anche ben sperare per quelle che saranno le proiezioni, no? Per l'estate prossima, che vede anche una significativa pressione da parte del mercato estero, sempre in testa a uno dei nostri mercati storici di riferimento, che non ci ha mai abbandonato se non per questi 2 anni difficili di pandemia, e mi riferisco al mercato di lingua tedesca, i tedeschi, quindi Germania, Austria in primis, e poi seguiti ovviamente anche dagli altri mercati sempre interstessanti. Questo ponte è chiaramente un ponte ad appannaggio in particolare degli italiani, che hanno scelto le strutture ricettive alberghiere come prima meta, diciamo, di riferimento per affrontare questo primo assaggio della stagione, e questo ci dà e ci inorgoglisce particolarmente, proprio perché evidentemente è stato fatto anche un ottimo lavoro da parte dei nostri operatori di tutto il Veneto in generale, anche nel momento difficile della pandemia, che ha consentito a molti italiani di riscoprire quindi le nostre strutture ricettive, le nostre spiagge, le nostre città d'arte, la nostra montagna in generale, e ci stanno ancora premiando, quindi con un ritorno anche in occasione di queste festività. Quindi insomma sono dei dati davvero molto buoni e incoraggianti anche per il futuro, un po' per tutte le località della nostra regione. Bertone, abbiamo visto delle belle immagini di spiagge anche dove ci si sta preparando naturalmente all'apertura della nuova stagione, con la notizia, insomma, che è arrivata in queste ore della Corte europea, che ha detto sostanzialmente no al rinnovo automatico delle concessioni balneari. Una notizia, diciamo, che vi aspettavate in qualche modo? Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto velocemente mi lasci dire che condivido l'analisi puntuale dell'amico Massimiliano, e anch'io ritengo che l'ottimo lavoro fatto dagli operatori turistici veneti, in particolare in queste 2 sciagurate stagioni condizionate dall'emergenza pandemica, insomma, è stato premiato non solo in quelle 2 stagioni, ma continua ad esserlo, e quindi va fatto un plauso alle associazioni e agli imprenditori che hanno saputo veramente trasformare un grande momento di criticità in una opportunità importante di evoluzione del fenomeno turistico. Per venire alla sua domanda, è evidente che la sentenza di ieri non ci ha colto impreparati. Fondamentalmente ci aspettavamo quello che è accaduto. La Corte di Giustizia europea non ha fatto altro che confermare quello che è l'atteggiamento ormai noto sin dalla prima sentenza del 2016, ma mi permetta una considerazione personale, in maniera indiretta ha anche confermato che l'atteggiamento assunto dalla Costa Veneta, da Union Mare Veneto in particolare in questi anni, era l'atteggiamento corretto. Cerco di spiegarmi: noi abbiamo sempre tentato di assumere fin dal principio di questa situazione un atteggiamento serio, proattivo, di confronto sui contenuti, non sottraendoci mai alla necessità di affrontare i percorsi di evidenza pubblica, e abbiamo iniziato a lavorare per preparare le aziende e far sì che potessero essere pronte ad affrontare quello che ormai, insomma, appare qualcosa di inevitabile. Insomma, si sapeva, lei dice sostanzialmente, no? Che prima o poi avremmo dovuto fare. Ma gli elementi elementi erano chiari sin dal 2016, non a caso il Veneto già nel 2009, quando è iniziata come dire, tutta questa querelle, ha integrato la legge 33 sul turismo della Regione Veneto, inserendo anche la possibilità di richiedere nuove concessioni per effetto di quello che in maniera un po' impropria viene definito project financing. Nel 2016, appunto, a seguito della prima sentenza della Corte di Giustizia europea,
insomma, da San Michele al Tagliamento con la Bibbione Spiagge vi è stata la prima iniziativa, in qualche modo si è tracciata la via, e poi il modello Veneto, ovvero quello spunto, quell'iniziativa è stata replicata da altri concessionari che durante le scorse stagioni, ma anche insomma in queste settimane, stanno utilizzando questo strumento normativo vigente ed efficace proprio per mettere in sicurezza quella che è una componente fondamentale del tessuto economico e turistico di questo territorio. Ecco, quindi secondo lei ora che cosa accadrà? Perché insomma è evidente, l'Europa ha lanciato un messaggio molto chiaro, insomma ora bisognerà andare a gara. Il Veneto, abbiamo sentito, no, in qualche maniera aveva già anche previsto, per cui diversi imprenditori si sono già attrezzati in vista di questo cambiamento, altri no, si parla di circa 200 imprese a rischio nella nostra regione. Sì, è corretto, le poche ed uniche concessioni che in qualche modo non saranno oggetto della direttiva Bolkestein sono appunto venete, e non lo saranno perché quelle gare, quei percorsi di evidenza pubblica li hanno già intrapresi con successo utilizzando la legge regionale. Ci sono tanti colleghi che invece sono ancora in una situazione diversa, è per questo che si sta correndo ai ripari, come dicevo poc'anzi, utilizzando in quest'ultima finestra la possibilità di questa norma regionale. Da qui a luglio saranno pronti poi i decreti attuativi che sono in fase di scrittura, che saranno, come dire, la cornice, le regole del gioco che verranno poi utilizzate per i bandi nazionali. Mi lasci ribadire un concetto con estrema chiarezza: nessun balneare né veneto né italiano è felice di questa situazione, ma è arrivato il momento però di dire le cose come stanno. I balneari veneti sono affidatari di un suolo che 50 anni fa semplicemente non aveva valore. Su quel suolo hanno costruito aziende private con decenni di sacrifici e di investimenti. Quei sacrifici, quegli investimenti devono essere riconosciuti, e quindi è possibile individuare dei criteri di premialità che io ritengo garantiranno alla stragrande maggior parte, io mi auguro alla totalità degli operatori uscenti che sino a qui hanno custodito in maniera premurosa e attenta un bene pubblico come le spiagge, di ottenere la riassegnazione delle concessioni balneari. Ecco, Schiavon, chiaramente questa poi è una questione, diciamo, che coinvolge gli operatori balneari, ma sappiamo, no, ci sono in mezzo non solo, per spiegare insomma alle persone che ci stanno seguendo da casa, coloro che hanno che affittano gli ombrelloni, che hanno gli stabilimenti balneari in spiaggia, ma ci sono anche i gestori dei chioschi, ci sono campeggi, ci sono tante altre attività, alberghi, no, che sono coinvolti in questo problema. Dal vostro punto di vista, ora che cosa succederà? Sicuramente è un momento di grande fermento e di cambiamento. Gli operatori si stanno riunendo in queste ore, in questi giorni, lo stanno facendo già da un po', cercando appunto di arrivare assolutamente preparati al momento in cui dovranno accendersi queste gare di evidenza, a tutela anche degli sforzi che sono stati fatti, accennava Alessandro poco fa, in passato. È chiaro che per chi insiste sulla costa e ha degli interessi con delle attività ricettive, nel caso nostro, che si affacciano sull'arenile, è un elemento sul quale dovremo porre estremamente attenzione. È sicuramente un qualcosa, quello che sta avvenendo, che cambierà anche un po' un modello di accoglienza che forse aveva anche la necessità di essere un po' anche rivisto, perché è un modello che ha dei retaggi ancora degli anni 50. Nel frattempo il Covid ci ha cominciato anche a insegnare l'esigenza di avere che lo spazio intorno è sinonimo anche di qualità, di avere una differenziazione maggiore sui servizi che eroghiamo ai nostri ospiti e dare una maggiore possibilità di scelta in tutto questo. È chiaro che questo elemento, questa fase è un elemento di preoccupazione, ma credo che con responsabilità tutti i nostri operatori arriveranno, diciamo, a essere pronti e estremamente concorrenziali nell'offerta che metteranno in campo. Tutto questo ha dei risvolti anche nell'organizzazione interna del nostro modello di business, organizzativo appunto delle strutture ricettive, e credo che sia un momento epocale dove abbiamo anche una grande opportunità di rilanciarci ulteriormente come prodotto turistico,
seguendo quelle che sono anche le nuove tendenze del mercato, per essere non solo più attrattivi nei confronti dei milioni di turisti che scelgono in questo caso le spiagge del Veneto, visto che stiamo parlando appunto del tema della Bolkestein, ma anche nei confronti di molti e molti lavoratori che in questo momento, diciamo, non stanno scegliendo il nostro settore come uno dei settori di riferimento in prospettiva, diciamo, di una realizzazione futura della propria vita, ed è una delle ragioni che ci sta mettendo un po' in difficoltà dal punto di vista del capitale umano. Forse è questo il momento giusto per giocarci le carte, per iniziare un nuovo modello anche di business organizzativo delle nostre aziende, che passano da un modello prettamente di gestione familiare a un modello forse con un po' di iniezione manageriale nell'organizzazione dei propri servizi. Tenga conto che è una fase che preoccupa tanto, soprattutto nei ricambi generazionali di molte nostre imprese, i nostri imprenditori, ma che vedo tutto sommato lo stanno approcciando con fatica ma nel modo corretto. Quindi sono assolutamente certo che da tutto questo ne usciremo ancora più forti, più competitivi e con un prodotto che saprà stare sul mercato come ha saputo stare in tutti questi anni fino ad oggi, e fare della nostra regione e delle nostre spiagge forse uno dei fiori all'occhiello. Ecco Bertone, quindi potrebbe anche essere questa l'occasione, diciamo, per rivedere un po', no? Anche quella che è l'offerta che viene data. Ne accennava appunto Schiavon, in questi anni con il Covid sono anche cambiate, no? Le esigenze delle persone, si è un po' stravolto anche tutto il modo precedente di approcciarsi alla vacanza, ai momenti di svago, di libertà, quindi potrebbe essere anche l'occasione per dare una svolta in questo senso? Sì, assolutamente sì. La sinergia con cui il comparto turistico del Veneto sta affrontando la criticità delle concessioni demaniali è evidente e lo dimostra l'analisi che ha fatto il presidente di Federalberghi, che condivido in pieno. Del resto il sistema Federalberghi è una componente fondamentale di Union Mare Veneto e delle spiagge, perché vede Marta, i balneari del Veneto sono sì detentori di stabilimenti balneari, ma sono anche campeggiatori, sono anche operatori del ricettivo extraalberghiero, sono albergatori. Parliamo di un sistema complesso, articolato, con molte anime, che rappresenta il fondamento su cui si poggia il primato turistico della nostra regione. Senza spiagge non esiste fenomeno turistico in Veneto come nel resto d'Italia. Le 10 splendide località della costa rappresentano il 50% dei numeri assoluti, e come anche il governatore Zaia ha ricordato qualche settimana fa intervenendo alla Fiera dell'Alto Adriatico, quando un suo collega chiedeva chi sono i balneari del Veneto, la risposta fu: sono dei bonificatori, no? È quello che dicevo prima, cioè sono delle persone che sono riuscite a valorizzare, a creare ricchezza ed occupazione in territori che 50 anni fa non avevano quel valore. Il problema delle concessioni balneari non è un problema di Bertone e dei suoi colleghi, è un problema di sistema, è un problema di territorio che riguarda tutte le categorie economiche che insistono su quel territorio, ed è proprio questa grande collaborazione, questa grande sinergia assolutamente trasversale che stiamo portando avanti per cercare di far sì che questo modello, il modello Veneto, il modello della legge 33, il modello degli investimenti anche destinati alla riqualificazione territoriale, e quindi a mettere in atto quello che diceva Schiavon prima, ovvero quello di poter adattare la nostra offerta turistica ai bisogni delle persone che sono in continua evoluzione. Dicevo che il modello Veneto possa finalmente diventare una proposta anche a livello nazionale, perché insomma la situazione tra le regioni costiere a livello nazionale insomma è molto differente l'una dall'altra, e il virtuosismo di questo territorio, ahimè, continua ad essere un'eccezione che conferma la regola. Ecco, un virtuosismo che sembra comunque, no, Schiavone, essere premiato anche dai turisti, visti quelli che sono i numeri che lei citava prima e quelle che sono le prospettive anche per la stagione che sta per iniziare, con qualche problematicità che abbiamo già evidenziato in passato per quanto riguarda il personale. Volevo capire quindi ora, ormai a ridosso insomma dell'apertura della nuova stagione, come siamo? Allora, il tema del capitale umano non è un tema occasionale, non è una questione che ha interessato soltanto i 2 anni
di pandemia è un tema e anche un problema di natura strutturale che in modo strutturale deve essere affrontato. Come le dicevo poc'anzi, siamo in una fase di grande evoluzione. Abbiamo bisogno anche di essere come sistema ricettivo in generale, soprattutto quello che rappresento e per l'onore di rappresentare nel Veneto, un sistema che diventi maggiormente attrattivo nei confronti anche dei ragazzi, dei giovani con i quali forse abbiamo interrotto in passato un dialogo o ne abbiamo perso il contatto sbagliando, e qui non nascondo che forse qualche responsabilità anche in questo modo di confrontarci, di rapportarci con i giovani forse non è corretto. Io credo che l'errore che è stato fatto, tra le cose che ci sono da mettere a sistema e mettere a posto, sia anche quello di dare una comunicazione corretta anche delle eccellenze, degli esempi positivi che abbiamo nelle nostre aziende, delle eccellenze, come le dicevo, che ci sono anche nel settore ricettivo, e delle belle esperienze che si possono fare, perché fino ad oggi spesso abbiamo lasciato scorrere una comunicazione negativa, fuorviante, a volte anche un po', come dire, incentivata da diciamo, sistemi mediatici piuttosto che trasmissioni che danno un'immagine un po' distorta di quello che poi è la realtà. Qualcuno diceva una volta che i mestieri non si inventano, si imparano, e quindi è necessario anche passare attraverso un processo formativo costante, non solo della classe imprenditoriale, anche dei nostri lavoratori e viceversa. Credo che sia anche necessario aprirci un po' a ottenere maggiori flussi che arrivino anche dall'estero, trovando delle collaborazioni con le nostre ambasciate in territorio estero, dove si possano intercettare dei lavoratori interessati a venire a lavorare nel nostro paese, e dove prima che questo avvenga anche si possano avviare dei processi formativi nei confronti di questi collaboratori, nel senso che noi abbiamo bisogno di figure professionali che sappiano in qualche modo poi relazionarsi con il pubblico, che conoscano la lingua italiana e che conoscano le lingue nel caso necessario. Quindi è chiaro che tutto questo passa attraverso un processo formativo. Quindi quello che stiamo facendo, grazie anche alla bella iniziativa, mi consenta di dirlo, visto che ho l'onore di rappresentare anche la Fondazione Academy Turismo Veneto, dove formiamo in 2 anni delle figure professionali con un percorso post laurea, post diploma, che poi entrano a pieno titolo nelle nostre aziende. Ecco, forse quello è un modello un po' da replicare, da aumentare nei numeri e consentire quindi alle nostre imprese di entrare maggiormente in contatto con i giovani e garantire loro poi anche una prospettiva di crescita e di carriera. Quindi ci sono state anche delle belle iniziative, devo dire, recentemente sulla costa, con degli integrativi aziendali e degli accordi fatti con il sindacato a vantaggio appunto dei lavoratori, un passo in avanti anche verso il tema delle foresterie che riguardano appunto l'accoglienza dei lavoratori sul nostro territorio. E molto è ancora il lavoro da fare in termini anche organizzativi interni, proprio per far capire che questo resta comunque un mestiere, un lavoro, quello di entrare nel settore del turismo, che dà grandissime prospettive, visti anche i numeri che stiamo vedendo di grande crescita del settore, non solo a livello regionale, non solo a livello italiano, ma a livello anche internazionale, e queste sono delle straordinarie occasioni anche di lavoro e di futuro per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, che mi auguro sempre più possano fare una scelta di questo tipo e vedano nel nostro settore anche una prospettiva di autoimprenditorialità, quindi di potersi poi creare e organizzare per quello che potrebbe essere un lavoro per il loro futuro in un paese che da questo punto di vista offre straordinarie eccellenze sia dal punto di vista enogastronomico che dal punto di vista artistico. Quindi ecco, siamo in una grande fase, abbiamo detto prima, di grandi cambiamenti. Sono certo che anche questo sarà uno dei temi che stiamo affrontando, ma che affronteremo sempre di più, per rendere anche, se mi consente, il tema del contratto nazionale del lavoro, che è uno degli altri diciamo, punti focali in fase di rinnovo, venga rinnovato quanto prima al più presto per renderlo attuale con quelli che sono, diciamo, i grandi cambiamenti in atto in questo momento nel nostro settore. Io resto doverosamente come imprenditore molto positivo su questo, dobbiamo essere però concreti e capire quali sono i temi che vanno affrontati in modo strutturale, come le ho detto prima, perché non è una fase occasionale che passerà, è un tema che se non ci mettiamo a tavolino con le parti sindacali, con le parti datoriali e con il governo a risolvere,
difficilmente riusciremo poi ad avere questo abbrivio necessario per affrontare le prossime sfide che il settore nostro sarà tenuto a affrontare in termini di digitalizzazione, di sostenibilità, di inclusione e tutto quello che il PNRR poi ci ha in qualche modo imposto, ma che tutto sommato, devo dire, ci sta dando la direzione corretta verso la quale andare. Certo, Berton, questo aspetto naturalmente coinvolge anche le vostre imprese e le vostre aziende, che non dimentichiamo, insomma, danno lavoro a tantissimi, soprattutto giovani, durante la stagione estiva. Sì, il tema del capitale umano, delle risorse da impiegare nel comparto turistico è, ahimè, sempre più un problema centrale nell'agenda di qualsiasi imprenditore della costa. Io ritengo che, insomma, in questo momento noi viviamo anche necessariamente una fase di responsabilità anche a livello di interlocuzione politica. Poc'anzi parlavamo di concessioni demaniali e non possiamo non ricordare che la situazione in cui ci troviamo oggi dipende principalmente dal fatto che in tanti anni tanti governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti non hanno saputo produrre una soluzione legislativa. Ebbene, per tradurre questo approccio anche alla domanda che lei mi ha posto e quindi al tema del lavoro, insomma, il lavoro costa troppo e quindi è evidente che, come ricordava Massimiliano, c'è un grande tema di formazione. Io condivido l'analisi sull'eccellenza di Fondazione ITS, a cui partecipa da sempre anche Union Mare Veneto, proprio perché la formazione è probabilmente il primo step per avviare quella evoluzione del modello turistico, dell'evoluzione dell'offerta turistica di cui parlavamo in apertura, ma è evidente che sul costo del lavoro si può e si deve fare di più. Il confronto con il governo, insomma, deve portare a delle soluzioni strutturali. Non è mio costume fare polemiche sul reddito di cittadinanza piuttosto che altre cose di cui abbiamo parlato, insomma, in tante occasioni, ma insomma gli unici soggetti che sono in grado di produrre occupazione sono le aziende. Le aziende devono essere messe in condizione di poter assumere in maniera più agevole e soprattutto meno costosa. Il tema delle quote estere è un problema molto grande, la normativa vigente purtroppo è ancora fortemente penalizzante, anche se quest'anno c'è stata un'apertura sui numeri delle quote rispetto agli anni scorsi, ma insomma è ancora troppo difficile far arrivare dei lavoratori stranieri, è pressoché impossibile regolarizzare, come dire, i lavoratori stranieri che si trovano già in maniera non corretta sul nostro territorio. Su questi temi ci vuole, insomma, un maggiore senso di responsabilità anche da parte delle istituzioni e io mi auguro che la difficoltà del momento che stiamo vivendo possa essere il comune denominatore per affrontare delle risposte, perché mi lasci concludere questo intervento portando un esempio che mi è caro. Io dico sempre che il turismo è una forma di economia reale, non nel senso keynesiano, ma nel senso letterale del termine, nel senso che è qualcosa che si può toccare con mano, che si può produrre solo su questo territorio, che è legato alle bellezze della nostra costa, in particolare parlando delle spiagge, all'abilità degli nostri operatori, e quindi questa forma di economia ha delle ricadute sociali ed occupazionali diverse rispetto ad altre forme di economia. Noi non possiamo andare a produrre questa forma di ricchezza laddove, ad esempio, il costo del lavoro, della manodopera è inferiore, e quindi io ritengo che questo sia il motivo principale per cui il governo dovrebbe pensare, come peraltro il ministro Santanchè proprio durante l'ultimo G20 di Roma ha annunciato, come dire, un piano di sviluppo del turismo, un piano ad hoc che possa prevedere anche nei temi delle assunzioni e della defiscalizzazione delle assunzioni, insomma, degli interventi strutturali importanti. Bene, allora il tempo a nostra disposizione per il momento è terminato. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie mille ad Alessandro Berton, presidente di Union Mare, e grazie a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, il meteo prima, poi la pubblicità, dopo ritorniamo in studio con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione atmosferica aumenta e il tempo migliora. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 21 aprile evidenzia una residua variabilità fino a parte del pomeriggio con qualche rovescio. In seguito tendenza a diradamento delle precipitazioni fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature in ripresa, minime tra 6 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo molte nubi, saranno probabili dei temporali a carattere sparso, alternati a schiarite. In serata deciso miglioramento. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 17 e 18 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso con precipitazioni ma in esaurimento e con schiarite più ampie la sera. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo ora alla politica con il confronto ed il quotidiano dibattito che dedichiamo alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Focus su Treviso quest'oggi. Saluto i miei ospiti. Abbiamo Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Franco Rosi, candidato di Treviso Civica, che sostiene la candidatura di Denardi sindaco. E poi abbiamo, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Abbiamo in collegamento Luigino Rancan, candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Buongiorno anche a lei Rancan, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie. Allora, volevo cominciare da un tema sicuramente caldo e del quale si sta molto parlando in questi ultimi giorni, che è quello dei parcheggi in centro città, tema naturalmente collegato a quello della viabilità e alla questione spinosa quanto decennale del Park Vittoria, del parcheggio di Piazza Vittoria. Cominciamo da Maurizio Mestriner. Noi siamo per la bocciatura completa dello scavo in Park Vittoria. Lo riteniamo un cantiere che può avere più conseguenze nefaste di quelle solamente ipotetiche benefiche che ci prospetta l'attuale giunta. Scavare in quel punto lo riteniamo un azzardo veramente per mettere in croce tutto quel quadrante della città per un tempo non ben definito, perché è un cantiere che va a toccare un'area così sensibile, è un cantiere che al 99% durerà molto di più di quanto stabiliscono adesso i progettisti, e inoltre è una zona molto delicata dal punto di vista archeologico e anche idrogeologico, perché insomma Treviso è permeata dall'acqua, lì siamo a pochi passi, subito dopo le poste. Non lo vediamo, ma subito dopo le poste c'è il Sile, addirittura si parla di un progetto con rampe che partono da fuori e che portano dentro in maniera di non vedere le auto. E vuol dire mettere a repentaglio il Sile, Treviso dal punto di vista commerciale, di vita, di quartiere, per un paio di anni portare continui camion, betoniere, per creare questo sarcofago di cemento che secondo noi non deve essere fatto. Ci sono già innumerevoli stalli non utilizzati a Treviso con sembrerebbero quasi speculazioni fatte negli anni scorsi, come la zona della cittadella delle istituzioni, che è un
Un classico esempio che ha permesso di svuotare purtroppo il centro storico dai servizi che aveva l'ex questura e creare questi palazzoni che hanno creato più danno alla città che non beneficio. E perché lì ci sono innumerevoli stalli che sono puntualmente non usati e purtroppo c'è un degrado che quindi subentra il fatto di non usare, lasciare aree non gestite, non governate, subentrano poi disagi sociali e sappiamo che ormai è diventato più un dormitorio che non un parcheggio. Allora usiamolo come parcheggio, diamogli i servizi ai cittadini per andare a parcheggiare lì comodamente, senza girare a vuoto per la città per minuti e minuti, che si pensa di guadagnare tempo per andare a cercare il posto davanti magari al negozio vicino. In realtà si mette più tempo che non sapere di avere un parcheggio scambiatore all'esterno dove so per certo di trovare delle navette che con frequenza mi portano in centro città comodamente. Questo servizio ci fa guadagnare tempo, ci fa guadagnare in termini di salute, non solo perché magari facciamo 2 passi, ma li facciamo comodamente con un servizio navetta, ma anche perché le auto invece di girare a vuoto sanno dove andare. È una questione di mentalità che bisogna riportare a Treviso, con una mentalità un po' più moderna, non Treviso in mano alle auto e l'auto che deve arrivare sempre per forza in centro. Franco Rosi, Treviso Civica, sulla questione dei parcheggi, partendo dal Park Vittoria appunto abbiamo sentito, ma poi allargando il tema perché è sicuramente molto caldo. Allora, io partirei dalle esigenze. Quali sono le esigenze della città? Perché dobbiamo partire da questo. Allora, fondamentalmente a Treviso noi abbiamo residenti che hanno pochissimi posti auto a disposizione. Abbiamo tutto il personale che viene a lavorare in centro la mattina per le aziende che ancora sono in centro e che non hanno parcheggi, e poi abbiamo ovviamente i visitatori che vengono a fare lo shopping in centro. Queste sono 3 categorie che devono avere una risposta sul tema parcheggi. Il parcheggio non deve essere un'occasione di incasso, ma deve essere un semplice servizio posto a favore di queste 3 categorie. Personalmente, tutta la lista con me ritiene che il Park Vittoria non sia la soluzione idonea, perché viene posizionato in Piazza Vittoria, dove ricordo ci sono delle scuole elementari, ci sono delle scuole superiori. Inoltre questa stessa amministrazione ha deciso che dopo il temporaneo alloggio delle scuole Stefanini verrà insediata l'università. Allora, di fronte a questa platea di utenti giovanissimi, io credo che Piazza Vittoria possa diventare un giardino, un grande giardino e un'oasi per questo tipo di utenza. Ovviamente bisogna dare la soluzione alternativa. Quindi togliamo anche il parcheggio sopra, lei dice, non solo non scaviamo. Certo, può essere un ragionamento. Io intercetto le auto 300 metri prima, non dico 3 km, 300 metri prima, in stazione abbiamo un bruttissimo fabbricato vuoto, dismesso dalle poste telegrafi. Dico, il sindaco che ha l'autorità di pianificare e di indirizzare potrebbe benissimo intavolare una trattativa perché questo grande edificio dismesso e abbandonato possa diventare un multipiano a favore della città. Non occorre fare tanti chilometri, ne facciamo circa 28, andiamo a Mestre e abbiamo la realizzazione. Stazione e multipiano sulla destra. Possiamo pensare poi ad esempio all'ex Siamic, dove potremo creare il parcheggio per gli utenti che poi fanno la spesa in centro, qualora intavolassimo un ragionamento col privato, potremo, andando via anche la stazione dell'autocorriere perché questo è già segnato, potremo trovare un'altra area lì. Un'altra area che secondo me potrebbe essere di grande utilizzo, potrebbe essere quella dell'ex Enel a Porta Carlo Alberto. Lì si era parlato di un grande intervento di realizzazione per l'ennesima volta abitazioni di lusso, ma che poi è da anni che non vengono fatte. Allora anche lì intavolare con il privato una soluzione che possa permettere intanto di togliere le auto da Borgo Cavalli, dare una risposta a tutti gli utenti che vanno ogni mattina a fare gli esami e le visite al CUP,
e permettere anche a chi arriva da est di trovare la soluzione, fermarsi e recarsi in centro a piedi. Occorre un piano. L'amministrazione uscente aveva una grande opportunità, ha per anni dichiarato che avrebbe fatto il piano urbano della mobilità sostenibile, cosiddetto PUMS, e non è stata in grado, o meglio, ce l'aveva e ha scelto di non approvarlo, probabilmente perché ha ritenuto che approvare quel piano forse non pagava elettoralmente o non so cosa, però non è riuscita a dare una risposta in 5 anni. Queste sono un po' le mie riflessioni sul tema parcheggi. Non dimentichiamo poi che la zona del Foro Boario potrebbe essere un'altra zona pronta ad ospitare un'implementazione dei parcheggi e poi la mettiamo lì, una volta tolto lo stadio, chissà cosa possiamo fare. Sulla questione dello stadio ne abbiamo sentite, no? C'è stata una bella litigata tra i due candidati sindaci del centrodestra e del centrosinistra. Ma sulla questione dei parcheggi ora andiamo da Luigino Rancan, candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Sì, riprendo i ragionamenti fatti da due interlocutori. Allora, per quanto riguarda il Parco Vittoria, razionalmente mi verrebbe da dire è necessario per il centro città di Treviso. Praticamente però mi rendo conto che uno scavo del genere, a parte inconvenienti che possiamo trovare, gli inconvenienti, chiamiamoli così, sono due: l'acqua, che il SIL è lì sotto, e l'altro i probabili reperti archeologici che andrebbero a bloccare tutto. Ma al di là di questo, mettiamo che le condizioni siano favorevoli, pensare a uno scavo del genere, pur con tutte le tecnologie moderne, comporterebbe due cose essenzialmente. Uno, il blocco del centro città chissà per quanti anni, forse per 5 anni. Due, andrebbe a lesionare gli edifici importanti che ci sono intorno a questo Parco Vittoria, cioè le poste, le scuole e gli altri edifici, e la stessa viabilità, le stesse strade. Ci sono degli esempi a riguardo in provincia con danni notevoli. Quindi essenzialmente il nostro è un no al Parco Vittoria. Amplierei il discorso ai grandi parcheggi che abbiamo, che sono inutilizzati, prima di tutto il Miani, ma anche il Del Negro. Io in questi giorni che vengo a Treviso sono sempre andato a parcheggiare o al Del Negro o al Miani. Allora, i 4 passi sono fattibili, ma qualcuno potrebbe dire perdo tempo e via dicendo. Allora la proposta nostra è questa. Per carità, allora questi parcheggi vanno utilizzati offrendo il bus navetta che è già stato accennato. Allora il bus navetta non deve entrare in centro città, non deve andare fino in Piazza dei Signori, basta che arrivi diciamo alle mura, dopo da lì uno può entrare in città. Io ho avuto un'esperienza riguardo a Verona, sono andato a parcheggiare un parcheggio a pagamento e c'era un bus navetta che mi ha portato fino alle porte della città, non mi ha portato all'interno della città, quindi mi fa risparmiare i 10 minuti e poi vado a piedi, che Treviso è godibile, è una bella città perché la possiamo girare a piedi, non in macchina o in bus navetta. E questi bus navetta andrebbero pagati, diciamo così, con il ticket del parcheggio, cioè io stacco il biglietto per entrare al parcheggio, con quel ticket mi dà diritto a utilizzare il bus navetta sia per andare fino alla porta che mi porta in centro a Treviso che per il ritorno. Proposta più ampia è quella, si parlava di aree dismesse, ho sentito appena nominare ex Enel, ex Poste e via dicendo, e anche per noi siamo d'accordo di utilizzare queste aree per creare dei parcheggi, che siano, dare la possibilità ai privati stessi di creare questi parcheggi che devono essere a pagamento e al limite anche con un costo superiore a quello dei grandi parcheggi scambiatori esterni. Quindi, cioè, se mi fa risparmiare, io spendo volentieri €1 in più se mi fa risparmiare 10 minuti di cammino. Oltretutto, se vado a fare la spesa in centro a Treviso e spendo €100, faccio per dire, spendo volentieri €101 per poter
entrare comodamente in città. Un altro piccolo problemino, una domanda che mi sono posto: c'è il pattinodromo che attualmente mi dicono, io non l'ho mai parcheggiato là, che è gratuito ed è sempre pieno, ma perché non mettere un ticket, un minimo, per così evitare che tanta gente vada a parcheggiare là, che pensi che sia un parcheggio di proprietà, e permettere appunto un minimo di ricircolo in questo parcheggio. Ecco, grosso modo i 4 punti nostri sono questi. Ecco, per restare sempre sulle opere che comunque interessano la viabilità della città e i dintorni, si sta parlando molto di quarto lotto della tangenziale e di Terraglio Est, anche queste insomma 2 questioni aperte da tanti anni e tuttora irrisolte. Mestriner. Allora, la politica che vogliamo portare avanti per Treviso è una politica che porti un messaggio di rottura rispetto al passato e di un orizzonte un po' più, permettetemi di dire, visionario, ma finché possiamo ragionare sui progetti ci orientiamo su questa linea. Più strade, più asfalto non vuole dire soluzione del traffico. La mobilità e il traffico sono un'altra cosa. Il sistema usato in tutti questi anni, dove l'autovettura è stata messa al centro di tutto il sistema viario di Treviso, è un sistema che, anche se si faranno più strade, andrà sempre in continuo fallimento, perché continuerà ad essere incentrato puntualmente solo sulla vettura, sull'autovettura. Dobbiamo offrire, per risolvere parzialmente, non del tutto, ma migliorare la questione del problema del traffico e della mobilità, la viabilità, servizi alternativi ai cittadini che funzionino, ovvero dare dei servizi che siano veramente concorrenti al fatto di prendere la vettura. Il trasporto pubblico va potenziato, cioè non possiamo immaginare di spendere 100 milioni di euro per fare 2 progetti, quarto lotto e Terraglio Est, che in totale sono più o meno 6 chilometri di asfalto. Vuol dire 16, quasi 17 milioni a chilometro buttati sull'asfalto e sulla cementificazione del territorio. Con quei 100 milioni io mi immagino una politica che si impegni a potenziare il trasporto pubblico, lavorare su fasce boschive attorno alla città, potenziare vengono fuori 20-30 chilometri di piste ciclabili tranquillamente. Per cambiare l'ingorgo che si è creato a Treviso in tutti questi anni, bisogna un pochino cambiare la mentalità e la visione. Siamo ancorati a progetti. Nel 2023 stiamo continuando a fare campagna elettorale parlando di progetti vecchi di 20 anni. La tangenziale, il Terraglio Est, il Parco Vittoria sono tutti progetti vecchi di 10, 20 e passanni e continuano ad essere temi della campagna elettorale. Vuol dire che la politica che ha portato avanti le amministrazioni finora, di centrodestra e di centrosinistra, non è riuscita a dare una visione che vada oltre. Bisogna lavorare sui servizi. Il cittadino deve essere libero anche di non avere l'automobile e muoversi in città in sicurezza e in tutte le fasce d'orario della giornata. Uno può lavorare in centro e tornare a casa nell'estrema anche, diciamo, periferia di un quartiere di Treviso con un mezzo pubblico. Invece oggi quel cittadino, se non ha l'automobile, è un emarginato. Ecco, Rosi, effettivamente sono comunque temi di cui si sta dibattendo da tantissimi anni, nei quali è anche profondamente cambiata, no? La società, è profondamente cambiata anche la struttura, no? Certo, è corretto il ragionamento. Io sono sempre per non guardare dove indica il dito, no? Bisogna guardare un po' più lontano e sicuramente creare dei sistemi alternativi. Ad esempio, a me fa sorridere il fatto che un collegamento Treviso-Venezia oggi
abbia ancora dei buchi così importanti nelle fasce orarie dove inevitabilmente le persone spesso dicono beh, in quelle 2 ore io non ho il treno, prendo e vado con la macchina o con un altro sistema. E parliamo di Treviso-Venezia. Quindi è ovvio che il sistema complessivo deve cambiare, però stando sul pezzo, cioè sulla domanda specifica, perché penso che sia questo quello che desidera lei, prima di tutto mi sarebbe piaciuto utilizzare quello che abbiamo. Parlo della liberalizzazione della A27, per la quale io stesso mi sono recato a Roma nel mandato precedente, e dove le cose erano alquanto complicate in quanto di proprietà privata. Oggi le autostrade sono della Cassa Depositi e Prestiti e secondo me lavorare nella direzione di liberalizzare la A27 potrebbe essere una soluzione molto interessante per completare, non sprechiamo altro territorio, ma utilizziamo quello che c'è. Per sgravare il terraglio, quindi, sostanzialmente. Sì, tutti i flussi e permettetemi, liberalizzarla c'è modo e modo, perché ad esempio in Piemonte lei va a Torino, c'è una tangenziale che serve Torino, poi c'è un'autostrada che va verso Bardonecchia, nel tratto di servizio nei comuni limitrofi tutti i residenti nella zona limitrofa hanno una tesserina Via Card a titolo con un costo simbolico, però funge per i residenti a mo' di tangenziale e per chi non è residente va verso le destinazioni più lontane a mo' di autostrada. Quindi basta anche voler cercare qualche soluzione. Per quanto riguarda invece il quarto lotto, abbiamo visto dagli studi che ci hanno dato i tecnici che sgraverebbe molto traffico, soprattutto in certe zone. È vero la mobilità leggera, però io manterrei, se non lo realizzassi, manterrei il problema di tutto il traffico pesante su San Giuseppe. La verità è che la versione originaria era quella di un quarto lotto che passasse più verso paese, poi logiche interne a qualche partito di maggioranza forse l'hanno fatto spostare verso sud, però voglio dire se ci sono soluzioni alternative, però io credo che il nodo di San Giuseppe vada veramente aiutato. Rancan, questo abbiamo un progetto proprio chiaro che vorremmo presentare, però seguo su San Giuseppe allora. Per liberare San Giuseppe solo con un movimento di servizi. Ecco, allora sentiamo intanto Rancan sulla questione appunto tangenziale, quarto lotto e Terraglio Est. Allora sì, argomento caldo di questi giorni di campagna elettorale, talmente caldo che ad esempio nell'incontro tra candidati che abbiamo avuto a Santa Caterina sono stato anche, tra virgolette, affrontato brutalmente da una signora che abita nella zona del quarto lotto. Come nel dibattito che abbiamo fatto alla scuola media Felicente, altrettanto per quanto riguarda il Terraglio Est. Allora, per parlare di questi due argomenti che sono molto delicati, perché vanno a impattare sulla gente che vive in quelle aree, io direi dobbiamo avere una visione un attimino più ampia. Visione vuol dire dobbiamo pensare a cosa succederà tra 5, 10, 20 anni. Allora, Treviso è una bella città, è una città che merita sviluppo, che può, non dico aumentare gli abitanti assorbendo gli abitanti dei paesi vicini, ma creare un accordo di programma con tutti i paesi che circondano, i comuni che circondano Treviso, cioè pensare alla cosiddetta Grande Treviso che ho sentito nominare questo. Per una città così, per la Grande Treviso, abbiamo necessità del quarto lotto e abbiamo necessità anche del Terraglio. Chiaramente, e poi anche il fatto che sia 20 e 30 anni che ne parliamo e non siamo riusciti a realizzarlo. Allora i 20 e 30 anni, a mio giudizio, sono segno che le due opere sono necessarie. Cioè, è tutto un ragionamento, un calcolo, progetti e via dicendo, però si sente la necessità di queste due opere. Il problema più pratico, probabilmente abbiamo perso delle grandi occasioni in termini di finanziamento, e questo l'ho sentito soprattutto per il quarto lotto, abbiamo perso delle grandi occasioni di finanziamento per poter realizzare queste opere. Chiaramente dobbiamo farlo, io direi, in accordo per quanto possibile con chi viene danneggiato da questi grossi interventi.
d'accordissimo per i servizi pubblici più efficienti. Ho sentito che certi quartieri, tipo San Paolo, i bus li vedono ogni 12 ore, quindi è chiaro che qualcosa va ripreso. Per quanto riguarda la liberalizzazione dell'A27 è un discorso che è un po' di moda un po' dappertutto. Mi ricordo i tempi dell'autostrada che passa, l'A27 che passa per Conigliano e Vittorio Veneto, anche là si dibatteva per la liberalizzazione, soprattutto nei tratti che riguardava Vittorio Veneto, che a dire il vero era un attimino soffocata. Hanno fatto delle opere e di liberalizzazione dell'A27 non ne parlano più. Argomento all'ordine del giorno per quanto riguarda la Pontebana, tutti i comuni di Montebelluna e limitrofi chiedevano la liberalizzazione. C'è un argomento talmente delicato che forse va lasciato a parte. Ecco. Questo. Quindi favorevole nei tempi dovuti e con andare a sentire la gente interessata, favorevole al completamento delle opere, grandi opere per Treviso, tenendo conto che dobbiamo guardare in lungo quello che sarà Treviso tra 10 anni o 20 anni. Ecco, allora, Messiner, torno da lei, diceva San Giuseppe noi abbiamo un piano, e per restare a San Giuseppe allargherei anche il discorso all'aeroporto, anche questo insomma nodo cruciale di questi anni in prospettiva di quello che sarà il ruolo dello scalo trevigiano. Allora, sono tante cose. Su San Giuseppe, per sgravare dal traffico pesante continuo dei camion che sono di continuo passaggio dalla tangenziale all'attuale mercato ortofrutticolo e ritorno, è una cosa assai semplice. Muoviamo dei servizi spostando il mercato ortofrutticolo in dogana. L'attuale mercato ortofrutticolo lo facciamo diventare il cuore principale, il centro del trasporto pubblico. Tutti va un po' rivista tutta la progettualità della città. Il trasporto pubblico, che adesso è dipanato in vari punti della città, può trovare lì tutto il suo core principale da dove partire e collegare con piste ciclabili e trasporto pubblico tutti i quartieri e il centro storico. Portando il mercato ortofrutticolo in dogana, noi abbiamo liberato San Giuseppe in automatico dai camion che continuano ad attraversarlo solo per quella cosa specifica. Spostando il trasporto pubblico nella zona dell'attuale mercato, noi torniamo ad avere una piazza che da anni è nel pieno degrado, che è l'attuale Lungosile Mattei, vicino al bastione denominato ex Siamic, da riportare a piazza di Treviso, piazza che deve tornare a vivere. Quello è un quartiere degradato da anni e siamo in pieno centro cittadino. E liberandolo dalle corriere lo ridoniamo alla città come una piazza di servizi, negozi e magari un po' di verde pubblico, perché lì siamo vicini alle mura e tutti i vari progetti che invece vanno a minare il nostro sistema bastionato, su questo io non mi trovo d'accordo, parcheggi o quant'altro. Le mura devono essere rispettate e dobbiamo ricordarci che è il nostro patrimonio più grande in città, il monumento sulla quale invece Treviso può farsi conoscere nel mondo, e quindi dobbiamo proteggerle e salvaguardarle ad ogni costo. Sull'aeroporto, mi sono allargato troppo, scusa. Sull'aeroporto invece semplicemente chiediamo ai gestori dell'aeroporto di rientrare in un ambito di, permettetemi la parola, di legalità, ovvero l'aeroporto deve attualmente rispettare 16.400 movimenti. Come qualsiasi altro impresario che fa attività, impresa e commercio, a Treviso deve rispettare delle normative e delle leggi, anche l'aeroporto deve rispettare delle normative e delle leggi. Non lo fa da anni. Qualsiasi altra attività e imprenditore che magari ci sta ascoltando sa benissimo che se non rispetta le normative gli fanno chiudere l'attività o lo multano
o comunque lo portano a non poter lavorare, benissimo. Invece a Treviso abbiamo l'attività aeroportuale che può fare quello che vuole in barba alle normative e continuare tranquillamente ad operare. 16.400 movimenti annui sono il limite, da anni, ne fanno tranquillamente 20-22.000. Il master plan e la via che hanno firmato per potersi ampliare in termini di numero di voli, non di spazio utilizzato, perché siamo l'unica città, credo, in Europa ad avere un aeroporto che entra in città e praticamente si ingloba al centro cittadino. È un unicum, credo, che non si trovi in tutta Europa. E devono rispettare le normative, non ci sembra di chiedere nulla di strano. Devono procedere a una serie di prescrizioni che gli sono state date dal Ministero per fare delle analisi ambientali che devono poi appunto portarci dei valori che finalmente potremo valutare se l'inquinamento è presente o se è troppo elevato. Lo stesso vale per il rumore. Lo stesso vale per le indagini epidemiologiche, ovvero le malattie cardiovascolari, polmonari, tumorali e la mortalità, perché sappiamo benissimo per distaccati ragionamenti fatti dall'USL che tutti questi valori sono in forte aumento a Treviso. Le prescrizioni che chi gestisce l'aeroporto sa di avere in mano e di dover ottemperare portano a consegnarci questi dati se si vuole far sì che l'aeroporto rientri in un ambito di legalità. Ecco, Rosi, la questione dell'aeroporto, se voleva dire qualcosa anche su San Giuseppe, visto che appunto... Sì, no, ho ascoltato, non ho capito proprio tutti i dettagli del progetto di Mestriner. Spostare il mercato, sì, non è un'operazione tanto semplice, visto che stiamo proprio approvando anche il completamento delle refrigerazioni, abbiamo appena fatto la copertura. È vero che bisogna guardare nel medio-lungo, però credo che sia un progetto in cui mettere il naso, perché, ripeto, così a grandi linee non l'ho percepito in tutti i particolari, ma avremo modo di confrontarci, perché io credo che il confronto sia sempre quello che genera poi le idee e le soluzioni. Per quanto riguarda l'aeroporto, io sono molto concreto, piedi per terra. Allora, spostare un aeroporto, a parte che questo è il tema che credo che io abbia cominciato a fare politica, già si parlava del tema aeroporto, no? Aeroporto di Strana, portare l'aeroporto civile a Istrana, è un tema eterno. Non possiamo perché siamo in campagna elettorale inventarci le soluzioni. Secondo me l'approccio più onesto è dire: io nei prossimi 5 anni cosa posso fare? Io nei prossimi 5 anni non riesco a spostare l'aeroporto. Però è giusto ed è corretto che l'aeroporto si attenga a quanto può fare oggi con le normative e tutelare tutta la popolazione che è gravata da questo onere. Quello che sinceramente non ho gradito è questo cambio di decolli, perché i decolli sulla città di Treviso prima venivano solo in determinate condizioni atmosferiche. Oggi invece sono stati autorizzati molti più decolli sulla città di Treviso. Per sgravare Quinto dalla... Sì, però non è che io voglio dire sgravo Treviso perché sono amministratore di Treviso e carico Quinto. Devo fare, obiettivamente, un conto di qual è il rischio da una parte e di qual è il rischio dall'altra, no? E quindi è ovvio che su Treviso il rischio è molto più importante. Non è mai bello scegliere tra un comune piuttosto che l'altro perché è ingiusto, però devo fare questa osservazione e tutelare soprattutto tutte le popolazioni che stanno a bordo a lato dell'aeroporto. Questo sì, con l'attenzione, con tutto quello che è stato detto anche da Mestriner. Rancan, su questo tema dell'aeroporto. Allora, l'aeroporto di Treviso è un gioiello per Treviso, cioè è uno dei punti di forza
di tutta la provincia, per carità, ma soprattutto del comune di Treviso. Io penso a città come Padova e Vicenza che hanno aeroporti di altra natura e credo che a questo punto abbiano una sorta di invidia nei confronti di Treviso. Vabbè che mi dicono che non si possono creare aeroporti di una certa importanza se non rispettando certi 200-300 km tra un aeroporto e l'altro, quindi Vicenza e Padova devono rinunciare al loro aeroporto in favore, per carità, di Verona e di Treviso. Quindi Treviso è il suo aeroporto, io lo giudico un gioiello e in qualche maniera va favorito il suo potenziamento. Potenziamento che deve essere chiaramente regolato da leggi e normative che vanno rispettate assolutamente, soprattutto per rispettare la popolazione, la gente che ci vive intorno o che può un attimino essere danneggiata sia in termini di inquinamento atmosferico generale che acustico in particolare, e quindi queste regole vanno rispettate. Io aggiungerei un discorso: il collegamento dall'aeroporto con la città, volendo si potrebbe dire anche il collegamento dell'aeroporto con Venezia, ma lasciamo stare. L'idea nostra è quella di creare una sorta di metropolitana di superficie che colleghi l'aeroporto con la città, e per città intendo la stazione, gli impianti sportivi e le scuole. Metropolitana cosa vuol dire? Non vuol dire fare la classica metropolitana sotterranea, ma creare un sistema di trasporti che favorisca i passaggi dall'aeroporto alla città e dalla città all'aeroporto, cioè che uno da Treviso che deve prendere l'aereo possa avere un mezzo, praticamente salga sull'aereo già in centro a Treviso, se posso dire così, e arrivare all'aereo facilmente senza utilizzare auto o altro. Quello di spostare le aree di servizi che accennava Mestriner, dico, per carità, si può ragionare su questo, siamo qua e anche Rosi l'ha detto, però mi viene da pensare una cosa: magari adesso che siamo in campagna elettorale chiediamo questa cosa, tra 5 anni viene un altro partito che può chiedere tutto l'opposto, quindi va a finire che questo benedetto mercato ogni 5 anni cambia posizione, quindi è una cosa che va realmente studiata all'interno di un grande piano territoriale, chiamiamolo così, di Treviso, in particolare di un piano del traffico. Ecco, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo ritorniamo in diretta con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. Ecco, siamo nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, la pagina dedicata al confronto in vista delle elezioni amministrative a Treviso. Qui con me in studio Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Franco Rosi, candidato di Treviso Civica per Denardi sindaco, e Luigino Rancan, candidato del Popolo della Famiglia. Allora, un altro tema del quale si sta parlando molto in questi ultimi mesi è quello della casa, dell'emergenza abitativa a Treviso e del problema appunto che non poche famiglie hanno in questo momento. Parliamo di case popolari, ma non solo, di una situazione, diciamo, abitativa a Treviso che è profondamente cambiata, con abitazioni quasi esclusivamente di lusso e molto costose in centro, e grandissima difficoltà invece nella parte dei quartieri e delle periferie. Mestriner, facciamo in sintesi così riusciamo un po' a sentire magari anche un paio di temi ancora. Sì, c'è un processo di gentrificazione del centro e quindi sempre si alza il livello dei redditi per chi si può permettere un alloggio che sta a Treviso, e nei quartieri invece ci sono problemi di abitazioni a costi che non sono facilmente sostenibili ormai dal ceto medio, e tantomeno quindi da chi sta ancora un po' peggio. Bisogna lavorare con la regione, gli enti regionali, per un'edilizia popolare che si possa permettere di aumentare e recuperare i tanti alloggi sfitti, i tanti alloggi che sono vuoti perché inagibili,
e ce ne sono tanti. Sono costi elevati, ma sono costi sociali che bisogna accettare e non vanno visti come costi, ma come investimento sul fatto di migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché non possiamo pensare che Treviso possa essere abitata solo di famiglie dall'alto reddito. Deve essere popolata di famiglie di tutte le categorie e per farla tornare a vivere, perché si parla sempre che il centro si svuota, si fa fatica a fare il commercio di prossimità, le botteghe di prossimità fanno sempre più fatica a vivere, questo lo fanno sia in centro storico che nei quartieri. Bisogna puntare a una politica abitativa differente che si investa più nel sociale, progetti recuperando fondi europei su co-housing mirato a creare dell'edilizia per single e giovani coppie che gli permetta di approcciarsi a una vita autonoma e compatibile con i livelli salariali che abbiamo attualmente. Il problema è veramente complesso perché qui entra in gioco la precarietà del lavoro, i mutui che stanno crescendo, questo governo che ha tolto il fondo di aiuto per le morosità incolpevoli, purtroppo, e quindi i prossimi mesi potrebbero essere mesi critici per le fasce sociali più deboli, anche per la mancanza dell'aiuto che molte famiglie non avranno più da un reddito di cittadinanza che adesso gli permetteva di arrivare a fine mese dignitosamente, e i tasselli attorno alla casa, attorno alla famiglia sono veramente tanti e un comune, una regione si distinguono da quanto a bilancio mettono sul sociale e bisogna investire maggiormente a Treviso su queste categorie. Rosi. Ma a Treviso si fanno grandi paginate sui giornali che riportano quanto costa l'appartamento in centro città o cose. La verità è che il vero tema della casa riguarda i quartieri e le case pubbliche. L'ultimo bando fatto dal Comune ha dimostrato come sia importantissimo il tema e quanto sia forte la domanda. Un centinaio in più del previsto, no? Ne sono allora, arrivati guardi, mi prendo il merito perché io ho scritto di fronte al sindaco che non voleva prorogare i termini del bando, dicendo che non avrebbe lasciato fuori uno, non si sa come, se non prorogava, io ho scritto al prefetto. Il sindaco ha detto in consiglio, che si scusava col prefetto perché io avevo disturbato il prefetto su un tema del genere. Il fatto è che alla fine il sindaco, a 2 giorni dal termine, troppo tardi secondo me, perché ha lasciato in angoscia tutti quelli che frequentavano i patronati per cercare di raccogliere la documentazione, ha dato una proroga di 15 giorni che ha dato esito a 90 domande in più. Pensi a quante famiglie abbiamo permesso di poter partecipare al bando, e credo che organizzandolo anche meglio, con un'assistenza anche nella compilazione delle domande da parte dello stesso amministrazione comunale, probabilmente anche le domande scartate sarebbero state meno. Questo è un tema vero, però bisogna avere una progettualità di 20 o 30 anni, perché è inutile continuare a spendere soldi sulle manutenzioni ordinarie di case ormai troppo vecchie. Quando abbiamo case popolari troppo vecchie, allora bisogna cominciare a fare un piano di rotazione. Butto via certe case, ne costruisco di nuove con nuovi criteri e a rotazione, in un periodo lungo, do nuove abitazioni ed evito situazioni come ci sono adesso, perché abbiamo case sovraffollate, appartamenti sovraffollati, alcuni sotto per esempio con 4 camere e una persona, appartamenti come Albiscione dove mi dicono che ci sono spese condominiali da 6-7 mila euro all'anno. Ecco, stavo proprio per dire questo, perché case vecchie che hanno delle spese condominiali altissime, perché magari hanno ancora riscaldamenti centralizzati, nessun isolamento. Ma allora queste sono situazioni dove non è che possiamo far passare il tempo
e dire che ci sono le morosità. Bisogna intervenire in modo proattivo, intervenire avendo un piano in testa, cosa che questa amministrazione ha dimostrato di non avere. Rancan, sulla questione appunto delle case. Sì, è una cosa chiaramente importante. Allora, per quanto riguarda gli alloggi popolari, che mi sembra che quelli che adesso sono disponibili sono praticamente solo per le emergenze abitative, case sociali, così. Poi adesso ci sono le nuove, quindi bisogna dall'altro lato spingere un attimino su nuove costruzioni. Ma la proposta mia potrebbe essere anche questa: si parlava delle case popolari vecchie. Ci sono cittadine, case in provincia di Treviso dove la soluzione è stata trovata vendendo queste case popolari, vendendole a chi ci abita dentro. Cioè, una volta che uno diventa proprietario dell'appartamento o di quella fettina di casa a schiera, diventando proprietario diventa è lui stesso incentivato a sistemare le cose. Ad esempio nella zona mia, parlo per esempio di Overzo, c'era una zona amplissima di case popolari, tipo tutte casette a schiera, che sono stati venduti a chi li abitava ed è diventato un quartiere, non dico di lusso, ma un quartiere molto molto dignitoso. Cioè, quindi ha sollevato quell'area da un certo tipo di degrado. Quindi una delle strade da percorrere è quello di vendere questi alloggi in degrado, usiamo questo termine. Non pagano gli affitti. Vabbè, pagano, vabbè, insomma, comunque nella zona mia hanno trovato questa soluzione. Per quanto riguarda le abitazioni in genere, ho capito che in centro città i costi di costruzione e tutto, poi c'è, non dico la speculazione, ma insomma puntano su prezzi altissimi per vendere questi alloggi. Allora il comune qua può farsi attiva in questo senso. Quando viene concessa una concessione edilizia, adesso raddoppio il termine, il comune, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi in centro città, deve condizionare il costruttore o il proprietario. In questo senso lo faccio come esempio: se l'licenza edilizia richiede la costruzione di un condominio di 10 alloggi, allora la concessione deve essere legata a questo fattore, cioè 8 di questi 10 alloggi saranno venduti a prezzi di mercato, 2 saranno venduti o affittati, diciamo, a una forma convenzionata con il comune, e questi alloggi convenzionati, chiamiamoli così, vanno affittati a coppie giovani con figli. Esempio, sempre portando esempio dell'area della provincia di Treviso, ci sono dei bei condomini dove gli appartamenti vengono venduti o affittati soltanto a single o soltanto a coppie senza figli. Adesso io rappresento il popolo della famiglia, quindi il mio è anche un discorso a favore della famiglia. Non può esistere un tipo di edilizia di questo genere, cioè di costruire solo per single o per coppie senza figli. Che senso ha? Cioè la città andrebbe, riempiremo di un po' di gente, ma la città andrebbe a morire. Altro argomento, gli alloggi sfitti, soprattutto quelli in centro città, ma riguarda anche quelli della periferia. Lì bisogna fare leva sull'IMU, sulla tassa. L'alloggio sfitto va tassato in maniera molto più gravosa rispetto ad un alloggio, quindi chi è proprietario di un alloggio e lo affitta avrà un IMU, definiamola favorevole. Chi è proprietario di un alloggio e non lo affitta va colpito con questa tassazione in maniera un attimino più pesante. Al di là dopo degli aiuti in casi particolari il comune può fare in certe situazioni, anche finanziari. Ecco, allora abbiamo ancora solo 5 minuti, per cui davvero un passaggio molto, molto veloce e sintetico sulla sicurezza a Treviso. Ne abbiamo molto parlato anche di questo tema nell'ultimo periodo. Ci sono alcune zone particolarmente calde e si fatica a trovare una soluzione. Mestriner, proprio flash, e così sentiamo tutti e tre. L'amministrazione deve rispondere immediatamente portandosi vicina ai residenti e portando il dialogo con i residenti.
Ci sono situazioni dove sicuramente quartieri, quadranti della città che vanno maggiormente controllati con un sistema, implementando il passaggio delle forze dell'ordine, della polizia locale. Bisogna lavorare sulle telecamere, potenziando il servizio di telecamere, e poi bisogna lavorare a lungo termine con progetti che riguardino la legalità, progetti con le scuole, e portare progetti che riguardano la legalità nelle scuole con i bambini e far entrare nelle famiglie i concetti chiave per una cittadinanza che deve essere il più possibile integrata. Non possiamo continuare solo ad accogliere, ma dobbiamo integrare la comunità perché Treviso funzioni meglio in tutti i suoi quartieri. La risposta immediata però deve essere comunque una presenza costante sul territorio delle forze dell'ordine e un potenziamento appunto della videosorveglianza. Rosi, sulla sicurezza. Il tema, purtroppo dopo 5 anni ci troviamo in un tema della sicurezza molto più importante da trattare, perché la situazione è degenerata in tutta la città. Nel senso che nei quartieri periferici abbiamo un certo tipo di problematiche riguardanti la microcriminalità, i furti nelle abitazioni, e su questo dobbiamo porre molta attenzione con il controllo del vicinato, potenziando anche la presenza della polizia. Ma la grande novità purtroppo è stato anche il centro storico, con questi raggruppamenti di ragazzi che principalmente il sabato si trovano e spesso la situazione diventa difficile sia per i passanti sia per i negozianti. Questo è un tema completamente diverso. Qui c'è un tema sociale, nel senso che questi ragazzi in gran parte vengono da fuori città, quindi prima di tutto dovremo capire chi sono, da dove vengono, e poi in collaborazione con tutti i comuni coinvolti nella vicenda incominciare ad agire sui singoli nuclei familiari per capire cosa si può fare. Ma se non si interviene con la collaborazione di tutti i comuni in modo mirato, credo che il problema rimanga. Rancan, su questo tema. Allora, 2 giorni fa è uscita una statistica sulle città più sicure e più vivibili d'Italia. Treviso è messa bene perché è al 12° posto, mi sembra i primi posti siano Trento, Bolzano, Belluno, Mantova. Treviso è 12°, quindi su un centinaio di città capoluogo d'Italia, per carità dobbiamo puntare, arrivare ad essere primi per sicurezza. In questo campo io distinguerei 2 cose: la criminalità vera e propria, chiamiamola microcriminalità perché è legata soprattutto ai giovani, ma comunque sempre criminalità è, e disagio giovanile che si esprime anche in queste manifestazioni. Allora la proposta è che il Comune deve farsi parte attiva, coinvolgendo tutti gli attori che possono controllare, questi fatti. Cioè il giovane per definizione, non dico sia un disadattato, ma molti sono disadattati, manifestano dei disagi tipici dell'adolescenza, della gioventù. Quindi vanno aiutati come? Coinvolgendo, io dico per primi, coinvolgendo la famiglia, i loro genitori, e qui il sindaco si deve fare proprio carico in prima persona di eventualmente convocare questi genitori se gli autori di questi episodi sono minorenni. Dopo dobbiamo mettere in campo tutti i servizi sociali del comune, quelli dell'ULSS, creare delle proposte culturali e sportive in modo da dare delle proposte vere, attive, interessanti a questi ragazzi, coinvolgere le associazioni di volontariato. Può andarmi bene anche il controllo di vicinato che ha accennato Rosi, chiaramente però gestendolo in collaborazione con i vigili e con le forze dell'ordine, che non diventi, si può dire, un'altra forza dell'ordine che dopo sfugge. E ultima cosa, la collaborazione con i comuni vicini. Sono d'accordissimo che non sono solo cittadini di Treviso che sono autori di queste tensioni, chiamiamolo così, ma sono anche i ragazzi che vengono dai paesi limitrofi, se non addirittura dalla provincia. Quindi una collaborazione tra comuni va sicuramente fatta.
Allora, noi abbiamo esaurito il termine, il tempo per questa prima edizione del nostro telegiornale. Grazie allora a Luigino Rancan, Popolo della Famiglia, grazie a Maurizio Mestriner, Movimento 5 Stelle, grazie a Franco Rosi, Movimento 5 Stelle Unione Popolare, e grazie a Franco Rosi di Treviso Civica. Naturalmente grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. Buon pomeriggio.